Vado. Lasciami pure sola. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Seconda edizione di Come On Kids, il festival che è diventato festival l'anno scorso, che è nato in realtà da un'idea di Giorgio Camuffo all'interno della Facoltà di Arti e Design della Libera Università di Bolzano, che si è trasformato in festival l'anno scorso, è passato per la Triennale di Milano ed è arrivato alla Querini con un grandissimo successo. Sono stati oltre 500 i bambini che hanno partecipato ai laboratori in una domenica, in una giornata. E quest'anno, curato da Giorgio Camuffo ma anche da Maddalena Dallamura e Jonathan Pierini, Come On Kids è entrato a far parte di un progetto più ampio, il progetto di ricerca EDES, Educare con e attraverso il design, che è sviluppato appunto da un gruppo di ricerca interdisciplinare composto da docenti e ricercatori della Facoltà di Design e Arti, ma anche dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bolzano, con cui appunto questa attività è organizzata. Il tema di quest'anno è fare un libro, tema di particolare interesse in questo periodo in cui le nuove tecnologie, l'editoria digitale la fa un po' da padroni, e quindi ci si chiede quali valori, quale ruolo ha il libro a stampa, quali le sfide e le sue potenzialità. Su questi argomenti quindi ruotano le attività del festival, che si apre ora con questo incontro che intende appunto approfondire, disquisire, confrontarsi sul libro illustrato come strumento di apprendimento e che vede la partecipazione di importanti protagonisti ed esperti del settore. Domani la giornata è dedicata ai bambini dai 6 ai 13 anni, dalle 10 in poi tutto il palazzo della Fondazione Querini Stampaglia si animerà con 12 diversi laboratori che vengono poi ripetuti per 2 volte, che sono ideati e progettati e condotti da giovani designer italiani e che coinvolgeranno appunto i bambini sul fare il libro. Alle 16 domani pomeriggio in chiusura i ludosofici ci parleranno di filosofia per i bambini e per gli adulti curiosi, come loro stessi li hanno definiti. Corraini Edizioni 2014 è Tu chi sei, che trovate tra l'altro anche disponibile qui al bookshop della Fondazione Querini Stampaglia. Saranno Ilaria Rodella e Francesco Mapelli a condurci in questo percorso di scoperta della filosofia per i bambini. Siamo, devo dire, orgogliosi noi, Fondazione Querini Stampaglia, di essere parte di questo progetto da 2 anni e di avervi i nostri ospiti. Devo però assolutamente fare dei ringraziamenti. Prima di tutto a chi si è occupato, ha contribuito all'ideazione e all'organizzazione di questa iniziativa, e quindi per tutti grazie a Giorgio Camuffo, che come sempre da sempre è vicino alla Fondazione con la sua creatività, con la sua estrosità, con il suo carattere. E poi grazie, devo dire, a chi ha reso possibile finanziariamente questa attività. Prima fra tutti la Regione del Veneto, che è sempre stata particolarmente sensibile alle attività dedicate ai bambini e alle giovani famiglie che la Fondazione ha portato avanti, agli sponsor tecnici che sono stati fondamentali per ospitare i nostri amici a Venezia in questo periodo, quindi grazie a Cassagredo, a Graspodeu, a Saturnia International Hotels, a Mio che ha fornito tutta la cancelleria e i materiali per i laboratori, alla Nuova Venezia che è media partner di questa iniziativa. Ma vorrei anche fare uno speciale ringraziamento al gruppo dei dipendenti della Querini, dei dipendenti e dei collaboratori della Querini che hanno partecipato e si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto, ai volontari del museo che vedremo
parte attiva domani durante i seminari, ai mediatori dell'Università Ca' Foscari, che sono presenti al terzo piano con la mostra di Ivan Glazunov, C'era una volta la Russia, che si può visitare gratuitamente dalle 10 alle 18 e che domani ci daranno una mano proprio con i laboratori. E infine agli operatori di Barchetta Blu, che renderanno possibile l'apertura domani del nostro spazio bimbi, uno spazio dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, che ha operatori in lingua, che sono quindi disponibili per i nostri ospiti del museo, gli ospiti della biblioteca con bambini di questa età, o chi vuole assistere a una conferenza o un concerto e può quindi lasciare il suo bimbo o la sua bimba per qualche ora in questo spazio attrezzato e con operatori appunto multilingue. Lascio la parola a Giorgio e al suo estro. Ciao a tutti. Io non devo dire tantissimo perché avrei detto esattamente le cose che diceva Mariusta, quindi siamo a posto. Devo spiegarvi velocemente quali erano le condizioni perché abbiamo voluto questa conferenza, ma mi sembra che sia già chiaro. Quindi l'unica cosa che posso dire, che mi sembra anche molto interessante, io ho letto anche i testi che hanno mandato i nostri ospiti, che adesso vi presento, e questo sarà il mio compito, poi magari vediamo anche di trovare, di capire anche esattamente che cosa posso fare, cerco di capirlo anche io. Ma c'è una frase bellissima che ho rubato alla Giulia mi scuserà per questo, una frase di Munari, che se un bambino chiedeva a Munari, dice cosa serve un libro, Munari gli rispondeva a comunicare il sapere o il piacere, comunque ad aumentare le conoscenze del mondo. Ecco, forse questa è la vera motivazione, perché noi siamo qua per cercare anche di capire come usare i libri, che cosa fare con i libri. Credo che tutti quelli che sono qua amano i libri, lavorano con i libri e in qualche modo per noi i libri servono anche per capire come funziona il mondo, come funzionano le relazioni, come possiamo imparare, come possiamo apprendere. Ecco, vedremo come anche dalle azioni dei nostri ospiti come andranno avanti questi ragionamenti, che cosa potremo imparare, capire e apprendere da chi i libri li fa. Quindi io direi, ho preparato questi disegni perché forse per me è più facile, però mi hanno spiegato come fare, ma non mi ricordo più. Questa freccina qua, ecco, presento molto velocemente i nostri ospiti, dopo arriveranno. Allora, Guido Scarabottolo, naturalmente con molti di loro amici, dopo abbiamo diviso, vi spiego come è organizzata la giornata. Noi facciamo, prima salgono sul tavolo 3 relatori, poi facciamo una piccola pausa e poi altri 3. Non sono in ordine, dopo ve li presento molto velocemente, ci sono 6 ospiti, Guido Scarabottolo, la Giulia Mirandola, la Giovanna Zoboli, la Francesca Zoboli, Piero Coraini, la Marta Sironi. Ecco, questi sono quelli che parleranno oggi. Dopo naturalmente vi dico che cosa sono e cosa fanno. Poi, molto importante, in qualche modo i nostri discorsi continueranno. Domani c'è questo importante avvenimento per noi, per la nostra facoltà, per la Querini e per il nostro progetto di ricerca. Facciamo questi 12 laboratori con i designer, però all'interno parleremo ancora di libri con i ludosofici, con la Ilaria e con Francesco Mappelli, domani nel pomeriggio. Ecco, chiudo anche io con i ringraziamenti e ringrazio 2 persone che sono state fondamentali, importantissime, sia da un punto di vista organizzativo e soprattutto da un punto di vista anche di ideazione di questo evento. Una è la Dora De Diana, che la ringrazio personalmente tantissimo, con tutto il cuore, e un'altra naturalmente, una parte di metà cuore, ringrazio la Maddalena Della Mura, che partecipa con me a questo progetto con Jonathan Pierini, che adesso non c'è. Ecco, io ho finito la mia presentazione, quindi com'è io inviterei a salire i nostri 3 primi interventi. Adesso vi racconto, mi sento un po' stupidino quando devo presentare Guido Scarabottolo, un po' perché siamo amici, un po' perché è impresentabile. Guido Scarabottolo in realtà
ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo avuto il piacere di fare una mostra qua all'Acquerini, è grafico e art director della collana Guanda. Naturalmente lui dice irregolarmente, già questo è un segno, lavora per il New York Times e per il New Yorker, ha disegnato tantissimi libri, lavora con l'internazionale, insomma lo conoscete benissimo tutti quanti chi è Guido. Poi Giulia, anche con Giulia siamo amici. Giulia tra l'altro è venuta, abbiamo fatto dei workshop e delle conferenze bellissime anche alla nostra facoltà. La settimana scorsa era schiacciata da tipo 40 bambini addosso a un muro, e Giulia invece in realtà progetta percorsi di formazione e promozione della lettura dedicati ai picture books, all'immagine dei libri, e lei di solito le sue conferenze le fa con scatoloni interi di libri che apre e mostra a chi l'ascolta. E poi infine c'è la Francesca Zoboli, che invece lei fa una tutt'altra professione, è pittrice e decoratrice di interni, è diplomata comunque in visual art, in visual design, quindi siamo nella stessa famiglia, e lei ha disegnato, illustrato e scritto 2 libri. C'era un ramo. Ho sbagliato? Perché no? No, è giusto. 2 libri per topi pittori, c'era Un ramo e Dame e cavaliere. Io mi fermo, grazie. Lascio la parola a Guido. Siccome io uso Mac e non so usare il PC, ho fatto un disastro, quindi ci vuole qualcuno che mi recuperi la mia presentazione. Angelo. Bisogna tornare in scrivania, non so come si fa. Allora, Se no metti qua, perché stai chiuso. presentazione bloccata, forse tu sai meglio di me. Presentazione bloccata. Presentazione bloccata. Ecco. Adesso la parla. Allora, per spiegare cosa sto combinando, il titolo del mio intervento era Disfare un libro, visto che il tema era fare i libri. Ho pensato che prima di fare i libri bisogna provare a disfarli per capire come sono fatti, no? Quindi ho scelto un po' di immagini che quando mi ricordo faccio andare avanti, e intanto parlo. Non sono un accademico, quindi e poi ero anche uno studente un po' svogliato, studiavo solo sul tram andando a scuola. Il tram ci metteva 1 ora e mezzo, per cui ho potuto studiare abbastanza, diciamo, ma non riesco a preparare le interrogazioni, quindi andrò un po' a braccio come facevo quando ero al liceo. Disfare le cose, secondo me, è il modo migliore per imparare come funzionano. E questa cosa qui, diciamo, ha qualche esempio, e anche qualche esempio divertente, perché io da piccolino non disfavo solo le cose, disfavo anche piccoli animali, lo confesso, ma credo che lo facciano tutti i bambini che trovano dei piccoli animali, quindi solo per vedere come funzionavano. Poi ovviamente rimettendoli insieme era un po' complicato perché non funzionavano più, ma insomma il procedimento è un procedimento tutto sommato scientifico, perché l'anatomia è come i grandi chiamano disfare gli esseri umani per capire come sono fatti, insomma, ecco, no? L'hanno fatto tutti, l'ha fatto Leonardo, e sono arrivati ad esempi anche molto interessanti. Per esempio questo qui è una signora di cera, non vi impressionate, ma al Museo della Specola di Firenze ci sono queste ricostruzioni anatomiche molto interessanti, anche affascinanti dal punto di vista artistico, se vogliamo.
Rimontare è complicato, no? Se avete comprato i mobili dell'IKEA avete anche voi dimestichezza con il fatto di rimontare. Dietro tutte queste cose qui c'è il disegno, no? Il disegno, dal mio punto di vista, è uno strumento essenziale, no? O un linguaggio addirittura essenziale per capire le cose, per spiegare le cose, per raccontare le cose, no? E anche per ricomporre degli oggetti è forse molto più semplice disegnare la sequenza di ricomposizione, no? O come sono messi, assemblati i pezzi, i singoli pezzi, piuttosto che descriverlo verbalmente. Se voi doveste descrivere verbalmente il disegno che vedete in questo momento ci impieghereste credo 1 migliaio di pagine, no? Per le misure, le posizioni e la qualità degli oggetti. Quindi alla base, diciamo, dei montaggi ci sono gli smontaggi. Poi i montaggi possono venire male, no? E questa cosa qui però ha dato luogo nel corso della storia, no? A cose interessanti, perché una sequenza di divinità, forse anche prima degli egizi addirittura, insomma, sono montaggi venuti male, insomma. Il Minotauro, cioè, tutte le chimere della cultura greca, non so. Anche questo qui è un disegno meraviglioso, scusate. No, un montaggio venuto male anche questo qua. O forse era semplicemente la descrizione di un leone fatta da uno che non l'aveva mai visto, un leone, allora si immaginava una faccia di un certo tipo. In tutte le culture, tra l'altro. Qui ho trovato, cercando sirene, ho trovato anche questo graffito che è antica Roma, credo, piuttosto interessante. Fino a Magritte, no, che ha rovesciato la sirena che conosciamo normalmente. Insomma. Allora, smontare insomma, serve a capire come funzionano le cose, rimontare serve anche a inventare cose diverse, no? L'errore può essere fecondo o comunque anche semplicemente un'operazione di rimontaggio attraverso elementi incongrui o può portare a dei risultati interessanti, compreso Frankenstein. Qui c'è una piccola sezione dedicata a un artista cinese che si chiama Ai Weiwei, che probabilmente conoscete tutti, e che usa moltissimo questa tecnica di rimontare in modo incongruo degli oggetti, anche con un forte contenuto politico. Per esempio, questo serpente che gli è valso la galera è costruito con gli zainetti degli studenti morti nel terremoto terribile che c'è stato e gli studenti, i ragazzini sono morti perché le scuole erano fatte con poco ferro nel cemento armato, no? Lui non solo ha fatto questo lavoro con gli zainetti dei ragazzini, non proprio quelli dei ragazzini, ma il tipo di zainetto che usavano, ma ha fatto anche questo meraviglioso lavoro con i ferri che erano le armature degli edifici scolastici della città distrutta dal terremoto in cui sono morti tutti questi bambini. Ha fatto così, usando i ferri liberati dal cemento come li ha trovati, e li ha fatti anche con un enorme lavoro sociale, diciamo così, ha assunto gli abitanti del paese che erano senza lavoro e li ha messi a raddrizzare i ferri, e questi qui sono i ferri delle case crollate raddrizzati da gente che si è guadagnata da vivere, costruendo insieme a lui questa opera d'arte. Questo invece, non so, i designer lo conosceranno senz'altro, è un lavoro di Martino Gamper che ha fatto
la sua tesi di laurea ricostruendo 100 sedie con pezzi che ha trovato in giro per la strada. È un buon designer, secondo me, lui. Questa è una cosa, uno di questi mostri automobilistici che usano in America. Lì sono particolarmente fantasiosi per personalizzare le automobili, insomma, che riescono a fare cose di questo tipo anche. Qui ho anche preso una serie di biciclette che mi sembrano un po' più innocue delle automobili, per far vedere come, diciamo, a partire da un elemento che ha un'immagine molto ben definita, molto precisa, si possono inventare delle varianti interessanti. E questa è la sella che chiude. Ecco, cosa c'entra Pippo con questa roba qui? Non c'entra moltissimo, nel senso che c'entra, diciamo, la filosofia, no? La filosofia è quella di porsi davanti alla realtà usando uno strumento di analisi che consente di non fare a pezzi proprio le cose, che è il disegno, no? E cercare di capire come attraverso il disegno ci si può impadronire o si può giocare o si può lavorare con materiali che sarebbero intoccabili, no? Questo è, diciamo, siccome qui c'è l'equipe di Pippo, no? Che è questa collana di libri per bambini costruita a partire da un'idea che era semplicemente una mostra di copie di capolavori della pittura. È stata costruita questa collana sull'idea che con le opere d'arte si potesse avere un rapporto piuttosto disinvolto, no? Non basato sulla conoscenza dei dati storici e culturali che circondano e che accompagnano ogni capolavoro della pittura, ma semplicemente avere un rapporto più diretto e anche giocoso e anche divertito. No, io avevo fatto questa mostra sempre in un paesino sperduto della Carnia, insomma un posto abitato solo d'estate da eredi dei vecchi abitanti, che però, devo dire, è stata la più bella esperienza della mia vita, perché abbiamo fatto un'inaugurazione che è durata dalle 3 del pomeriggio alle 3 di notte, c'era Grappa che girava, damigiane di Grappa che giravano, cioè tutte le donne del paese hanno fatto da mangiare, c'erano spettacoli di teatro di strada, musica dal vivo, cioè una cosa impressionante. Intorno a questa cosa che era fatta nel corridoio della casa di uno degli abitanti, che siccome era un po' lungo, il padrone di casa chiamava galleria, e io avevo portato una ventina di copie. No? E queste copie qui erano diventate un cataloghino, la mostra l'avevo chiamata Pipo con una P sola, che voleva dire Pinacoteca Portatile, e il nome di questa collana è diventato Piccola Pinacoteca Portatile, indicando appunto la destinazione per i bambini. Insomma. Qui niente, il rapporto era solo questo, cioè nel mio caso, poi vedremo magari altri casi, ma non attraverso di me, diciamo, nel mio caso io ero semplicemente andato a pescare dei quadri della tradizione italiana che avessero anche degli animali dentro, e mi ero divertiti a riprodurli come questo leone qui è strepitoso. Vabbè. Mi ero limitato a riprodurli come così semplicemente su fogli di carta a quadretti e al tratto, no? Cioè è un modo di in qualche modo fare a pezzi, no? Di sfare un capolavoro, questo qui di trovare poche linee all'interno di un quadro fatto senza contorni, insomma, no?
un modo per impadronirsene, è un modo anche per tradirlo, insomma, vedete voi. E poi suggerendo ai bambini anche che gli animali che entravano nel quadro potevano essere disegnati anche in altri modi, e poi i quadri potevano essere colorati e così via, insomma, quindi scorro velocemente, qui Savinio. Anche qui ci sono dei montaggi, vedete, insomma, questo dovreste conoscerlo. Arcimboldo è un altro, no? Che monta figure in modi strani. Li riconoscete i quadri? Questo è uno dei miei preferiti, è bellissimo. Basta, fine. Saluti dal drago. Secondo? Vado subito? Sì. No, sì. Io direi, se ci sono delle domande le facciamo alla fine. Allora, questo lo chiudiamo. Questo esatto, facciamo ok, perfetto. Giulia Miranda. Apro? Esatto, E poi bisogna fare il controllo per mandarmi. grazie. Questo è uguale, hai copiato. Sì, ho copiato, però non ho smontato. Ah, tu parlavi di qua. Si può parlare anche di qua? Sì, ok. Bene, buonasera. Io invece questa volta, ed è una rarità, non sono venuta con una valigia di libri e non sono venuta così parlando, così non dico improvvisando, però insomma parlando direttamente con voi senza aiutarmi con invece un testo che ho preparato e che leggerò, però è molto breve perché poi inizia una carrellata di immagini che equivale alla valigia di libri con cui di solito mi sposto. Bene, io ho lavorato soprattutto a partire da la prima domanda che fa parte del titolo di questa relazione, cioè il perché delle cose. Mi sono chiesta com'è possibile rintracciare il perché delle cose attraverso i picture books, come il mondo delle scienze può essere scoperto a partire appunto da questo particolare tipo di repertorio di libri. Come si raccontano le scienze ai bambini? Che tipo di relazione può nascere tra scienziati, disegnatori, editori, insegnanti che vogliano oggi raccontare loro la fisica, la biologia, l'astronomia, l'archeologia, la matematica? Cosa separa, cosa unisce scienza ed estetica? Per scrivere questo articolo ho scelto di scartare i casi editoriali in cui l'impronta della divulgazione scientifica fosse dichiarata dal principio, quindi non troverete dei libri tematici, in favore di un esercizio critico diverso, basato sui libri con le figure. L'osservazione di certi cataloghi, collane e autori italiani e stranieri non solo mostra che è possibile narrare le scienze attraverso i picture books, e in senso lato assomiglia al discorso che stava facendo Guido Scarabottolo a proposito di smontare per capire, e di farlo attraverso le immagini, ma permette di avanzare una ipotesi che mi pare intrigante, e cioè che i picture books possano nobilitare la divulgazione scientifica più di un manuale specialistico. Tullio Regge, che è stato un insigne fisico e matematico italiano scomparso il 23 ottobre scorso, durante una trasmissione radiofonica andata in onda nel 2003, risolve in un breve giro di frasi uno dei nodi della questione, e cioè il piacere di conoscere il perché delle cose provando piacere. Nel suo caso, la soddisfazione di imparare nuove e difficili cose ha origine in un libro preferito, intitolato Matematica dilettevole e curiosa di Italo Gersi, edito dall'editore Hoepli nel 1913 per la prima volta. Dice questo matematico:
Mi sono trovato che avevo 6 anni con questo Gers in mano che ero appena uscito dalla scuola materna. Con questo libro che io tenevo stretto in mano andavo a scuola e per me la matematica era roba facilissima. Più o meno la mia carriera nel mondo scientifico in matematica e fisica è nata dal Gersi, che era un libro di questo ingegnere di cui non so più niente. Le materie, per quanto ostiche e dure possano sembrare, non dovrebbero mai essere imposte, dovrebbero essere offerte. Deve esserci sempre l'aspetto ludico e quel libro ce l'aveva. I ragazzini devono vedere l'aspetto piacevole, interessante di queste cose, concepire la matematica non solo come un triste dovere dove fare i calcoli, i numeri uno dopo l'altro, ma anche qualcosa che può dare delle soddisfazioni e che ha un contenuto estetico anche di prim'ordine, come era stato già visto da Platone coi solidi platonici, oppure il legame profondo tra matematica e arte che c'era in Piero della Francesca, che è quello che ha scoperto le leggi della prospettiva e quindi si può ben dire che abbia inventato la realtà virtuale, cosa poco nota. Ed è un artista grandissimo che dovrebbe essere rilanciato in questo senso. Questo dice Regge. L'analisi di Regge è intensa e comprensibile a tutti, credo, lucida nell'enunciare che esistono punti di contatto sostanziali tra discipline differenti e che la formulazione di collegamenti tra le une e le altre, proprio questo, procura scoperte e invenzioni, crea i presupposti per afferrare il perché delle cose. Ho provato a mia volta a unire punti lontani tra loro, l'astronomia con la paleontologia, la matematica con la musica. Si può, funziona, provate. Ho costruito quindi una galleria di esempi bibliografici che potesse tenere il passo con i concetti evidenziati di piacere, diletto, curiosità, soddisfazione e introdurre accanto a tali termini chiave ulteriori livelli, azioni, comportamenti, tensioni, traiettorie, visioni, giochi che la produzione editoriale contemporanea, a mio avviso, consente di intercettare, esplorare, sperimentare, vagliare, verificare insieme ai bambini e agli adulti, con il contributo spesso di una pluralità benvenuta di persone al lavoro attorno a un medesimo scopo, raccontare le scienze. Sono illustratori, geologi, grafici, astronomi, editori, agricoltori, poeti, architetti, medici, pastori, fisici, liutai e così via. Soltanto gli umani possono chiedersi il perché delle cose, esortare all'infinito domandare e all'infinito rispondere. I libri che scorreremo confidano in questa prospettiva e la promuovono, cedono al fascino della natura, avvicinano precocemente le persone piccole all'universo scientifico e perciò li ho preferiti ad altri. Ciascuna sezione è introdotta da poche parole scritte, le ho scelte in modo arbitrario. Sono parole di Bruno Munari, del maestro Franco Lorenzoni, della scrittrice Fabrizia Ramondino, dell'architetto Alvaro Sisa, del pediatra Genichiro Iaghiu, del poeta e non solo Pinincarpi. Giungono a un punto di sintesi dal quale continuamente si aprono spazi di dubbio e forse lì nuovi picture books attendono di nascere. Ecco. Io adesso non dico più molte parole invece e vi mostro delle immagini e queste sì, le scorriamo insieme a partire appunto da questa citazione iniziale che è stata per me la matrice di tutta una serie di ragionamenti che invece arrivano adesso. E anche se credo sia molto più interessante un criterio che non isola le discipline ma le mescola, per ordine invece in questo caso mi perdonerete ma invece vado avanti organizzando per nuclei i libri che ho scelto per parlare in questo caso di biologia, di geologia, di meteorologia, di astronomia. Ed è qui che ritorna la citazione di Munari a cui faceva riferimento Giorgio prima, ma che forse avrete anche già sentito e letto più volte, ma velocemente la ripercorriamo. Ma a che cosa serve un libro? A comunicare il sapere o il piacere, comunque ad aumentare la conoscenza del mondo. E poi la conoscenza è sempre una sorpresa, se uno vede quello che già sa non c'è sorpresa. Bisognerebbe fare dei piccoli libri tutti diversi tra loro, ma tutti libri, il riferimento è ovvio, è ai prelibri. Ne avrai un'intera biblioteca, piccoli libri di tanti materiali diversi, di tante materie diverse, uno di ottica, uno di avventure tattili, uno di geometria dinamica, uno di ginnastica, uno storico-culturale, uno di filosofia, un romanzo d'amore, un libro morbido, un libro di fantascienza. E qui ritorna appunto il concetto della multidisciplinarietà.
Questo è un libro uscito nel 2014 da parte di una casa editrice portoghese che si chiama Planeta Tangerina e si propone proprio di essere una guida per scoprire la natura. Il progetto in sé ha visto, nella sua appunto progettazione e realizzazione, ha visto protagonisti, oltre che un illustratore molto capace, un'equipe di scienziati, di geologi e biologi che hanno appunto unito le proprie conoscenze per farne poi un oggetto, una storia che potesse raccontare ai ragazzi le scienze. Come vedete dalle immagini che vi sto mostrando, l'invito a praticare, a essere nella natura è esplicito fin dal titolo, ma poi dalle immagini che invitano appunto a uscire, a stare nella natura, a fare delle cose e a godere di quanto la natura offre in termini fisici prima di tutto, esperienziali. La pioggia è anche un fenomeno interessante da sperimentare bagnandosi, il vento, l'esplorazione notturna, il sole. Vi ho segnalato queste parti anche per farvi intendere come è strutturato il libro. Vedete che da delle pagine molto disegnate ci sono anche delle pagine invece dove c'è più testo e spesso questo testo invita di nuovo a fare delle cose. In questo caso si parla del sole e le attività possibili collegate al sole vanno dal sviluppare dei disegni sulle ombre, piuttosto che osservare come nell'arco di 10 giorni diversi materiali posizionati in un punto dove li potrà colpire il sole cambiano nel corso di questi giorni. E poi una parte finale di glossario. Questo invece è un altro libro ancora, Primavera, estate, autunno, inverno, edito da Topi Pittori, e molto diverso da quello precedente, è fatto di poche immagini e poche parole. Ogni pagina presenta un'immagine e una parola, un'immagine e una parola. In questo caso appunto ogni stagione corrisponde a un capitolo, e anche questo è un modo appunto per raccontare le scienze. Come vedete ci sono dei meccanismi molto semplici in realtà di pagine che appunto si sollevano che mostrano delle variazioni di condizione a seconda che noi osserviamo un fenomeno dall'esterno piuttosto che dall'interno, da sopra o da sotto, a figura intera oppure in sezione, eccetera. Questa è un'altra modalità ancora. Questo è tutto un racconto che si svolge di notte, l'unica luce, a parte quella naturale della luna e quella artificiale di una torcia, che serve nell'oscurità a illuminare dei frammenti e a riconoscere chi abita nel bosco a quest'ora e che cosa succede. A un certo punto poi questo bambino cade inciampandosi e il gioco diventa che sono gli animali incontrati fino a quel momento a illuminare il protagonista. Questo è un altro caso ancora, qui arriviamo all'astronomia, come la si può raccontare addirittura senza l'ausilio di nessuna parola. Questo è un libro che, come si intende molto bene, vuole raccontare appunto le fasi lunari. Questo invece è un libro di meteorologia, se vogliamo, è un libro di un autore giapponese che si chiama Katsumi Komagata e parla di nuvole e racconta che c'è una nuvola al principio, si intitola proprio Una nuvola il volume. Una nuvola è trasportata dal vento e poi piano piano cambia le sue forme, è quello che di fatto ci succede di verificare quando solo guardiamo il cielo per un po', e quando due nuvole si incontrano si va a formare una nuvola molto grande, una unica, e allora succede che piove e piove per dei giorni.
Questo invece è un'osservazione che va dal cielo agli abissi e si avventura appunto dentro il mare. È fatto come una sorta di ABC dove compaiono però tante parole in corrispondenza della medesima lettera, e anche qui ci sono moltissime proposte di attività, di giochi di osservazione che possono partire appunto dalla conoscenza di come della fisica legata al mare piuttosto che della zoologia legata al mare, eccetera. Questo invece è un libro che di un artista, non più di un... non è previsto in questo caso l'intervento di scienziati, di botanici, di figure appunto specializzate nell'ambito scientifico, ma tuttavia, questa è la suddivisione in capitoli, tuttavia le informazioni che possiamo vincere appunto rispetto a come può essere fatta la vita nel campo, ricaviamo appunto a partire dallo sguardo di questo autore, che osserva le cose in questo modo. Queste per esempio sono le traiettorie degli uccelli in volo. Questa invece è la traduzione in termini grafici del suono che questi diversi uccelli emettono, e lui appunto trasforma le frequenze in questi segni. Queste sono le recinzioni. Questa è una visione invece dell'area che l'artista prende in considerazione dopo averne studiato i pattern, questa è la composizione finale. Ogni sezione, per chiarezza, ho deciso di concluderla con una piccola, davvero piccolissima biblioteca in cui ritorna la bibliografia di riferimento e che può essere eventualmente per voi di aiuto anche alla fine di questa relazione. Bene, geometria e matematica. L'altra faccia del disegno come forma di conoscenza la incontriamo a fine settembre, quando propongo di aggiustare la casetta di legno costruita nel nostro piccolo giardino anni fa. Il tetto fa acqua e chiedo ai bambini come possiamo risolvere il problema. Bisogna prima fare un disegno, propone Francesca, ritrovando il senso primo della geometria, che è disegno per capire ed operare nello spazio. Questo è un passo tratto da un libro uscito recentissimamente, I bambini pensano grande, cronaca di un'avventura pedagogica, scritta dal maestro Franco Lorenzoni. Little Eyes è una collana in 10 cofanetti progettata di nuovo da Komagata. In questo caso il volume in questione riguarda proprio i numeri da 1 a 10 e mi sembra interessante come esempio perché propone una modalità di apprendere i numeri molto distante dal tradizionale metodo basato sulle cifre, per esempio. Non solo si imparano i numeri, ma si imparano le prime operazioni aritmetiche. Ve ne rendete conto da voi, qui abbiamo fatto 2 più 2 fa 4, 4 più 4 8 e via dicendo. Questo è il caso del 3. Questa è una modalità diversa di fare 9. Questa può essere, diciamo, la figura che mi dà il 9, oppure questa. La geometria, circolo cerchio o quadrato. In questo caso le fotografie servono ad osservare la realtà e a notare come continuamente forme tonde, forme quadrate si propongono. Era facile andare a un libro che è fondamentale in questo senso ed è un grande classico anche della letteratura per l'infanzia, Il tondo di Jela Mari, che è appena stato riedito dalla casa editrice Baba Libri, ed è un libro che si basa principalmente sulle associazioni visive e mentali, quindi dal tondo, dalla figura del tondo,
Tonda il sole, tonda la luna, tonda la palla di cannone, la palla, il gomitolo, il rosso d'uovo, l'occhio, il disco, il piatto, il mappamondo, il bottone, la ruota, la fetta di limone, l'orologio, il segnale stradale, il cerchio e tonda la lettera O. E questa è l'ultima pagina e è interessante, credo anche, sottolineare che è proprio l'ultima pagina quella in cui arriva la lettera O e arriva la scrittura, cioè dalla forma tonda siamo arrivati, quindi geometrica, siamo arrivati alla scrittura. Qui è di nuovo un gioco per l'appunto, basato sulle figure geometriche, un gioco che non va per associazioni rispetto alla forma di partenza, ma che dice usa questo elemento per fare delle figure che cambiano continuamente. Mentre il semicerchio rimane sempre lo stesso, le cose che può diventare cambiano continuamente. Fino a che appunto dal semicerchio, il rettangolo e il triangolo si arriva a una forma irregolare con cui appunto si possono fare ancora nuove figure. Questa è un'autrice che invece ha lavorato sulle operazioni aritmetiche di base, addizione, sottrazione, divisione e moltiplicazione in questo modo. E alla fine il modo di compiere le operazioni aritmetiche è questo. E di nuovo, come sollecitazione appunto a prendere l'iniziativa direttamente, l'ultima pagina dice: ritagliati il tuo intero e comincia a suddividerlo e a giocare alle divisioni. Lee este libro con los pies desnudos, e questo appunto il pediatra che citavo prima in una collana che si intitola Il mappa de mi cuerpo, che appunto racconta il corpo umano. Questo è un esempio dedicato alle piante dei piedi e il frontespizio dice proprio: questo libro è da leggere con i piedi scalzi. Tutto è volto all'osservazione e alla verifica empirica di quello che il testo sta dicendo. Coi piedi puoi fare tante cose, hai tante sensazioni: se vai scalzo sull'erba provi il solletico, se vai scalzo sulla sabbia ti bruci, sulla sabbia bollente ti bruci. Puoi anche usarle eventualmente per disegnare l'arco plantare. E l'ultima pagina dice prova a vedere se hai i piedi piatti o se hai i piedi con un arco, e questo appunto è lo spazio. Un altro classico, L'uovo e la gallina di Jela Enzo Mari, che in realtà io arbitrariamente lo inserisco in questo caso in un discorso che riguarda la riproduzione, la nascita, e quindi un approccio, se vogliamo, di tipo scientifico, divulgativo, ma può essere anche letto diversamente, come semplicemente il libro dell'uovo e della gallina, piuttosto che della mamma chioccia e del suo pulcino, eccetera, per dire le cose più banali. Ancora una volta un libro senza parole. Questo invece è un libro molto divertente. Quanti siamo in casa? Di nuovo l'editore Topi Pittori, due autori portoghesi, Isabel Martins e Maddalena Matoso. Ci sono da contare tante cose. Tutte queste cose principiano dal nostro corpo umano, e quindi in casa ci sono un certo numero di teste, un certo numero di dita, ditini, ditoni, unghie, vesciche, metri di intestino, tette, nei. Chiaramente il numero, le cifre cambiano dalle teste al numero dei nei, si va dall'ordine
sotto, diciamo, sotto la decina a 3.500 fino poi alle ossa, i capelli forse sono quelli più 800.000 capelli, eccetera. Il gioco finale è contare tutto sostanzialmente, ma anche ripercorrere come siamo fatti nel nostro corpo. Questo è un altro caso ancora di indagine sul corpo, Dizionario folle del corpo di Cathy Cupry, dove la prossimità, l'interesse per il corpo si manifesta nel momento in cui, sì, lo smontiamo proprio, andiamo a, però con una ossessione quasi di tipo scientifico. Non a caso l'autrice dice di avere frequentato i luoghi che citava prima Guido, e compaiono spesso anche immagini appunto delle figure di cera, eccetera. Questo invece riguarda le sensazioni. Di nuovo un libro senza parole. Picca non picca, cioè punge non punge, pizzica non pizzica. Come vedete i modi sono tantissimi per poter dire la stessa cosa. Su un sentiero avevo scoperto tanti mille piedi e volevo rimanere a osservare il loro andirivieni invece di andare a visitare il museo. Fabrizia Ramondino, che è stata una scrittrice. E anche qui è la fotografia a farsi interprete di un'osservazione da vicinissimo degli animali di una fattoria, prima a figura intera e poi solo andando vicino a dei dettagli dai quali indovinare di che animale stiamo parlando. Questo invece è un libro riedito recentemente, pubblicato però nel 1960. L'idea è che un interesse scientifico per gli animali possa nascere dal semplice fatto che mi piacciono. Questo bambino dalla prima all'ultima pagina continua a ripetere che gli piacciono gli animali, per questo desidera fare o avere da grande uno zoo o essere avere una fattoria o un negozio di animali, oppure vivere nel bosco in una capanna. E al momento la situazione attuale, questa è l'ultima pagina, dice: io ho questi animali qui, 2 cani, 3 gatti, 5 pesci, un pappagallo, un criceto, eccetera, ma un domani io ne avrò molti di più. Questo invece è Zoologico di Joël Jolivet, un inventario vero e proprio di animali, dove pure c'è un gioco. In queste pagine, in queste grandi tavole organizzate ogni volta secondo un criterio. Questi per esempio sono gli animali in bianco e nero, questi invece sono gli animali che vivono per terra, diciamo. C'è sempre un camaleonte che cambia colore tutte le volte che bisogna andare a cercare. Questo invece è un altro esempio ancora, si tratta di uccelli e di nuovo c'entra, anche qui ritorna la questione del montare e smontare. È un libro dove vedete si vedono continuamente parti di animali e animali a figura intera, proprio perché il gioco è continuamente quello di cercare di anticipare, indovinando l'animale a cui appartiene un certo manto, piuttosto che piuma, piuttosto che uovo o impronta. Nello spazio di un vero viaggio gli occhi, attraverso di loro la mente, acquisiscono insospettabili capacità, scrive Sisa. Impariamo smisuratamente. Quello che impariamo riaffiora, dissolto nei tratti che dopo tracciamo. O mondo in un secondo vuol dire il mondo nello stesso secondo, in quel secondo. E allora se noi prendiamo come unità di misura un secondo, ma ci spostiamo nello spazio, ecco che tutto cambia. E la pagina finale di questo testo è una ricognizione invece globale dei punti in cui la storia si è spostata nel frattempo. Mappe è un altro esempio di
visione, appunto, visione complessa dei luoghi. In realtà questo succede di fronte a ogni volta proviamo l'esperienza di leggere un Atlante. Questo invece è di nuovo Joël Jolivet che in Costume costruisce dei repertori di oggetti che fanno riferimento all'abbigliamento, e attraverso questo elemento, accessori, puramente accessori, ricostruiamo però l'origine cronologica e geografica di tutto quanto viene enumerato, e quindi impariamo dove siamo e quando e in quanti modi diversi appunto è possibile essere cappello piuttosto che scarpa, eccetera. Il Signore senza testa invece è una vicenda in cui c'è un personaggio che è senza testa e continua per tutto il libro a provarsi teste diverse, che sono teste di maschera, che l'autore però attinge presso culture diverse, e appunto una parte finale spiega il nome e l'origine geografica di tutte le maschere che sono state citate. E infine la storia, la paleontologia e l'archeologia. Con questa enciclopedia cercheremo anzitutto di interessarvi, di divertirvi, di appassionarvi, per appagare le vostre curiosità e suscitarvene delle nuove, perché la curiosità è una delle più straordinarie virtù che esistano. Il mondo dei bambini, insomma, non lo abbiamo realizzato per rendervi sapienti, ma per farvi contenti. E questa citazione riprende l'introduzione di una esperienza enciclopedica che si chiamava Il mondo dei bambini, curata da Pinincarpi alla fine degli anni 70 per la casa editrice M. Questa è Rise and Fall e spiega sostanzialmente l'estinzione dei dinosauri. È fatto, lo avete visto, come è un leporello vero e proprio, e questo è anche un modo per raccontare una storia antichissima. L'uovo meraviglioso invece, a partire dall'immagine di un uovo di cui non si conosce la madre, l'autore passa in rassegna tante ipotesi, nominando di volta in volta l'esemplare di riferimento. Non è mai l'uovo del dinosauro citato, se non fino a quando appunto arriviamo qui a questo punto dove si dice che nasce il primo uccello nella storia degli animali. E la parte finale del libro ci dice invece quanto era grande ciascun dinosauro che abbiamo visto fino a quel momento, e anche il significato dei loro nomi. Questo invece è un lavoro diverso, edito da Corraini, una serie di quaderni della Valle Camonica, dove di nuovo si cerca di interpretare e di raccontare una storia molto antica, quella delle incisioni rupestri, attraverso un racconto visuale e verbale. Questo è Roberto Innocenti, che ha moltissimo lavorato sulla narrazione storica attraverso le immagini. E infine Joe Sacco, La Grande Guerra, è un libro uscito molto recentemente, un lunghissimo leporello in cui viene raccontata nello spazio di questi metri di racconto visuale, solo visuale, una sola giornata durante la Prima Guerra Mondiale. E questa immagine in particolare fa riferimento a una installazione che è stata realizzata a Parigi all'interno di un collegamento tra stazioni metropolitane, e un'intera parete era appunto
coperta dai disegni di Gio Sacco. E con queste immagini io ho concluso. Francesca. Poi quelli uniti o quelli... Uniti. Allora, saluti a tutti. Io parlerò di questo libro che si chiama Dame e Cavalieri, che è un libro che io ho fatto per questa collana di cui parlava lui prima, che si chiama Pippo, Piccola Pinacoteca Portatile. Diciamo che l'idea di questa collana appunto è quella di partire da un'idea che i bambini possono mettersi in relazione, che i bambini possono mettersi in relazione con la storia dell'arte, con i quadri, andare in un museo, vedere le cose senza, diciamo, senza dover essere, diciamo, coinvolti dall'aspetto di una conoscenza che a loro in qualche modo può essere anche che a loro può essere estranea, ma cercando invece di capire quanto un quadro può in realtà parlare a loro. L'altro giorno mi è venuto in mente che la prima esperienza di Pippo che io ho fatto è stata quando da piccola sono stata portata a vedere una mostra di Enrico Bai, che penso che conoscerete, e quando sono tornata a casa la prima cosa che ho fatto è stata quella di fare insieme a mia sorella praticamente un Pippo di Enrico Bai, cioè siamo andati a aprire una scatola di corde, bottoni, materiali vari, e prese dall'entusiasmo di aver visto questa cosa, cioè noi siamo andati a vedere dei quadri dove un signore prendeva quello che trovava in giro per casa e ci faceva dei quadri. Questa cosa qui a me era sembrata fantastica e tornata a casa giustamente mi è sembrato del tutto legittimo di poter rifare la stessa cosa. E quindi è stato fatto questo quadro anche di una certa dimensione che poi i miei genitori hanno incorniciato e appeso. La cosa divertente era che spessissimo tutti gli ospiti che venivano a casa nostra domandavano: ma avete un Bai? Questo per me era il massimo della conferma del fatto che effettivamente si può. Allora, vabbè, adesso a parte questa cosa, quando questo libro qui mi è stata prospettata l'ipotesi di fare questo libro, tutto è partito da un'immagine, che adesso ecco, da questa immagine, cioè quel signore lì a sinistra, che è Lionello d'Este, è praticamente una rivisitazione di un quadro famoso di Pisanello, di un dipinto di Pisanello, che io avevo fatto per un'altra occasione, sempre di quella serie di cui lui parlava prima, cioè in realtà era per Topolò, che è un festival che si svolge in Friuli, dove è stata pensata da lui cioè lui ha proposto come progetto l'idea che le persone potessero fare una pinacoteca fatta dei disegni delle persone dei grandi capolavori. Quindi sono iniziate a arrivare centinaia di disegni da tutta l'Italia, anche fuori, di opere che la gente sceglieva per affezione nei secoli e in qualsiasi cosa, con un solo, diciamo, diktat, cioè che non dovesse superare certe dimensioni e che dovesse essere realizzata col minimo della tecnica a disposizione, cioè non si trattava di fare dei quadri a olio, ma di fare tutto su una A4 col minimo, insomma. E io avevo fatto questa cosa, ecco, cioè io ho partecipato a questa cosa facendo questo quadro. A quel punto intanto i topi pittori iniziavano a meditare a questa collana, che era un'idea che era lì ma non si capiva bene come realizzare. Però quando mi è stato detto perché non provi a pensare a un libro partendo da questa immagine, non è stato poi così semplice capire come da quella roba lì, cioè riuscire a proporre qualcosa dei bambini, soprattutto per poterci lavorare sopra, con questa filosofia del tipo i musei sono qualcosa di vicino e questa cosa noi dobbiamo riuscire a fargliela sperimentare. Quindi, vabbè, ci ho un po' ragionato, ho fatto un bel po' di tentativi e alla fine
ho un po' fatto un percorso mentale che assomiglia molto a quello di cui parlava lui prima, cioè quello di smontare un'immagine, proprio perché attraverso lo smontaggio e la semplificazione tu forse riesci a entrare in relazione con un linguaggio che altrimenti può sembrare troppo strutturato, troppo tecnico o di competenza. Quindi il lavoro che io ho fatto è stato quello di individuare degli elementi all'interno di un repertorio che fondamentalmente è quello della ritrattistica del Quattrocento, che per me in particolare è proprio una cosa che a me piace proprio istintivamente, anche perché io poi occupandomi di decorazione agli interni ho sempre avuto una grande attrazione per tutto quello che è anche la decorazione, diciamo. E in questi quadri di decorazione ce n'è moltissima, specialmente nei vestiti. Infatti, allora, diciamo che appunto, se voi guardate, così, ecco, il lavoro è stato fatto su degli elementi precisi, cioè io ho preparato tutte queste decorazioni che sono delle carte, con delle texture che ricordano i pizzi, piuttosto che insomma dei tessuti di vario genere. E poi ho preso queste immagini di vari pittori e le ho ridotte al minimo, cioè togliendo anche, ci ho messo un po' per capirlo, che dovevo proprio togliere anche la fisionomia e quindi ridurre queste figure delle specie di manichini che poi appunto con queste stoffe avrebbero potuto essere vestiti. Quindi diciamo ho dato delle indicazioni su come poi questa cosa diciamo poteva diventare anche diciamo, le grandi opere tradotte così vogliono essere come un'idea di poter liberarsi della soggezione del quadro del grande artista per potersi liberare a fare anche un'altra cosa. E poi appunto proponendo queste silhouette e tutto questo campionario che è un po' come appunto un catalogo, l'idea è quella di dire queste sono diciamo gli ingredienti, come se uno stesse facendo una torta, dopodiché voi fateci quello che volete, insomma. E quindi ecco il libro ha questa idea di fondo. Una cosa che, vabbè, io ho lavorato il libro è stato pensato con anche alcuni problemi di tipo tecnico, tipo ma come fanno poi loro a tagliare, a mettere dentro così. Ci sono stati tutta una serie di problemi. Io ho pensato che forse non era il caso di menarsela troppo, come dire, cioè che i bambini poi alla fine, l'aspetto estremamente troppo didattico, dove uno si fa troppi problemi, alla fine diventa quasi una specie di camicia di forza dove poi alla fine uno non ne viene più fuori. A me invece piaceva che questa cosa potesse ispirare il massimo della libertà. Chiaramente poi dopo poi nell'ambito laboratorio ho capito che effettivamente dei problemi ci sono, che però si superano brillantemente, cioè non è così. La cosa importante è che secondo me ci sia un fascino rispetto a questo materiale, che sia quello che cattura, insomma, che porta il bambino dentro alla possibilità di lavorare in questa cosa. Vabbè, adesso qui vi faccio vedere tutte queste immagini e qui ecco, inizia delle foto invece dei laboratori. Ecco, qui molte persone mi hanno fatto notare che questo libro è da un punto di vista estetico molto raffinato, estremamente sofisticato, che quindi non è un libro per bambini, poi i soliti discorsi. E vabbè, può anche darsi, però e che quindi nessuno avrebbe mai potuto smontarlo, che era una roba sacra, come si fa a tagliare queste pagine, così. Ho detto, vabbè, semmai ne comprano due, che da un punto di vista così del business è anche più riuscita come operazione. In realtà, quando ho fatto poi i laboratori, i bambini questo libro lo smontano, proprio non c'hanno problemi e fanno quello che appunto vogliono fare. Qui vediamo delle immagini. I laboratori per me sono stati un momento di un po' di verifica e anche interessante perché un po' nel tempo ho anche capito quali erano poi realmente dei problemi che potevano insorgere nel fare questo lavoro, perché effettivamente per me è normale tagliare un pezzo di carta, magari per un bambino è un po' più complicato, però ho anche capito che ci sono varie possibilità per risolvere il problema e che anzi
Diciamo che una volta capito qual era il problema e avendo trovato poi la soluzione, il fatto di dargliela e di far capire loro che quella roba lì loro la potevano comunque fare, li ha proprio quasi entusiasmati da un certo punto di vista. E vabbè, quando faccio i laboratori tendenzialmente gli faccio fare un disegno con un pastello a cera nero e gli do anche delle possibilità, nel senso che anche sta cosa l'ho capita nel tempo, che ci sono dei bambini che sono molto, hanno voglia di inventarseli loro questi profili, degli altri che invece sono più meno audaci e quindi, anzi, il fatto di avere una silhouette di quelle del mio libro li rende più sicuri e preferiscono copiare quella che c'è lì. Quindi non gli lascio una certa libertà nel modo di agire rispetto a questa cosa e ognuno sceglie come preferisce, insomma, lavorare. In genere i laboratori li faccio più partendo dal fatto di utilizzare appunto un disegno e poi farci sopra un collage, però ho provato anche a fare dei laboratori legati al farsi proprio la carta decorata con quella tecnica che io ho utilizzato per fare poi quei fogli, ed effettivamente questa tecnica, che è un po' quella assomiglia al batik, in cui c'è un frottage, bisogna praticamente lavorare come al buio, nel senso che questo frottage fatto su queste superfici di pizzi non la vedono finché non viene colorata, quindi loro agiscono un po' alla cieca e nel momento in cui poi utilizzano queste aniline per far venire fuori la roba, lì c'è il momento proprio di entusiasmo e di magia in cui non sembra quasi vero che gli viene fuori sta roba qui. E quindi questo devo dire che cioè, è una cosa molto di grande risultato emotivo. E poi vabbè, niente, dopodiché qui si vedono un po' di operazioni, il bambino è lì col suo dipinto di fianco che lavora, le carte, vabbè, questo per me era fantastico. Sì, però insomma, ecco, questo qui per me è uno dei più belli che siano stati fatti, cioè, proprio. E poi vabbè, a me piace molto vedere questa cosa di fianco alla figura di Piero della Francesca, cioè secondo me qualcosa è successo, insomma. Ecco, basta. Abbiamo visto tre figure completamente differenti: Guido Scarabottolo, che è autore, che sta dentro la materia, che cerca anche, si pone il problema di come, che cosa significa anche produrre immagini. La Giulia invece ha uno sguardo un po' più ampio, cerca di trovare anche delle linee, dei punti in comune tra diversi categorie, gruppi di libri, e poi infine Francesca invece è una professionista, una che fa un altro tipo di mestiere, che si pone in maniera anche molto, sì, naturalmente personale, ma anche con uno spirito diverso, mi sembra anche di intuire, rispetto a quelli che normalmente fanno questo lavoro. Mi sembrano tre posizioni interessanti. Naturalmente io cioè avrei delle domande per tutti, a parte che preparatevi anche voi perché dopo vi chiedo se avete domande, ma io ho una domanda soprattutto ritornando anche un po' a quello che era il titolo della nostra piccola presentazione, in un periodo in cui tanta attenzione viene posta all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'editoria digitale. Guido parla con insistenza di smontaggio e di montaggio e di montaggio che dà forma ad altre forme, quasi anche in modo casuale, no? Cita Martino, che credo che lavora molto, anzi sicuramente lavora addirittura con legno. Volevo chiedere se pensa che il digitale naturalmente limiti questi gesti, queste forme di apprendimento, o che relazioni c'è, o se semplicemente sono forme di montaggio differente. Sì, no, questo è vero che è un discorso che mi interessa moltissimo, perché in questo momento, diciamo, sono 2 o 3 anni che l'editoria va male, no? Tutti fanno finta di niente, vanno avanti un po' per inerzia, però i dati che si possono verificare sono che
negli ultimi 2 o 3 anni i libri hanno perso in volumi di vendita tra il 25 e il 50% e lo stesso sta succedendo ai giornali. Reagire con l'inerzia a questa situazione qui mi sembra stupido, no? E quindi l'altra cosa, oltre a disfare un libro, perché disfare un libro, è anche perché fare un libro. No? L'altra domanda è questa qui. Io credo che se noi riusciamo a trovare qual è l'anima del libro, la sua specificità, la sua utilità, il libro, diciamo, può sopravvivere. Se non riusciamo a trovare questa cosa qui, il libro sparisce tranquillamente di fronte alle nuove tecnologie che supportano la trasmissione di informazioni, di intrattenimento e anche di cultura. No? Cioè in un iPad ci stanno dentro 1500 libri, 400.000 film, 18 milioni di canzoni, ci sta dentro qualsiasi cosa, il tutto pesa meno di un libro solo, no? Non dico di una biblioteca, ma di un libro solo, e te lo puoi portare in giro. L'unico limite che vedo a questa cosa qui è la durata delle batterie, però è una questione di poco tempo. Anche gli ebook che fanno finta di essere dei libri, secondo me non hanno una vita molto lunga, perché sono già adesso si capisce che un reader è uno strumento inadeguato, no? Viene spontaneo cercare di sfogliare le pagine, di fargli qualche cosa perché è troppo rigido come strumento. Insomma, gli strumenti ci sono già, sono, diciamo, tenuti artificialmente separati come funzione, perché così ci possono vendere 3 apparecchi invece di 1, 4, 5 apparecchi invece di 1, no? Ma cioè con un iPad si potrebbe tranquillamente telefonare, come sul telefono si può leggere il giornale e così via. Insomma, diciamo, io ho cominciato a ragionare su queste cose qui perché faccio copertine di libri e anche lì, cioè la vendita ormai avviene in gran parte attraverso Amazon e lì le copertine sono 2 centimetri per 3, no? Quindi anche questa cosa qui pone a chi progetta le copertine qualche limite, qualche vincolo interessante. Lì poi il percorso di acquisto è diverso da quello che succede in libreria. In libreria il libro si deve vedere, è la stessa cosa per il francobollo su una schermata di Amazon si deve vedere, no? O DBS, così. Dopodiché quando si prende in mano un libro in libreria, le informazioni che si possono avere, oltre a sedersi e leggere tutto il libro, è semplicemente quella di leggere le alette o dietro e vedere se c'è qualche informazione. In internet, quando si clicca sul francobollino, adesso una volta appariva la copertina ingrandita che insomma non si capisce più a quel punto lì a che cosa serve in realtà, no? Adesso già si cominciano a vedere dei trailer, no? Si vedono. E ragionando per copertina mi veniva in mente se al posto della copertina, di una copertina del libro, cliccando sul francobollo venisse fuori la copertina che tu hai sempre desiderato per il tuo libro, perché loro hanno le informazioni su di te, ti possono dare l'immagine che ti piace, no? Quindi la copertina potrebbe essere costruita ad hoc sulle informazioni che hanno di chi va a cliccare su. Si può fare, queste cose qui si possono già fare, quindi diciamo che questi problemi qua, no? Che cosa si trascinano queste cose qui? Si trascinano che in termini, diciamo, così rigidi, la produzione di copertine può diventare un problema complicato per chi le fa. No? Se guardiamo invece un po' più in là, no? Siccome il supporto lo consente, no? La lettura, diciamo, non è più la cosa più divertente da fare. Infatti si vede se uno piglia un treno, tutti quelli che hanno questi device qui guardano dei film, non stanno a leggere dei libri. Fanno dei videogiochi, fanno queste cose qua, no? Se è appena a posto. Se sono proprio degli intellettuali con i capelli bianchi magari leggono anche dei libri così, ma gli altri
bene o male si lasciano trascinare, perché anche, non so, dico, 2 o 3 settimane fa è uscita la prima copertina dell'edizione digitale del New Yorker in animazione, però le copertine in animazione delle riviste online ci sono già, anche quelle lì, da diversi anni. Sono sempre, cioè quella del New York era molto raffinata perché Neiman è bravo, ma diciamo che possono essere delle cose noiose, possono essere, comunque sono cose che si muovono. Le illustrazioni, cioè io ogni tanto mando un disegno al New York Times, poi vado online a vedere se è uscito, non è uscito, eccetera, e mi trovo di fianco un altro disegnino che si muove. Ma dico, oh cavoli, cioè, dico cavoli perché per fare un disegno che si muove bisogna farne almeno 7-8 di disegni, quindi diventa più allo stesso prezzo, diventa una cosa un po' più faticosa, insomma, no? Comunque questo parla del movimento, no? come elemento di attrattiva in un'immagine e questo sposta dalla letteratura o anche dal disegno al cinema, no? Cioè se tu sei in treno e puoi scegliere se leggerti l'Amleto di Shakespeare o vederti 400 Amleti fatti da 400 grandi registi che vanno da Peter Brook a Kaurismäki, non so, perché tutti hanno fatto degli Amleti, cosa fai? E Shakespeare aveva scritto per essere letto o per essere visto, cioè recitato, rappresentato? Scusa. No? Questi qui sono i problemi che ci troviamo davanti. Quindi, dal mio punto di vista, per tornare al discorso che ci riguarda più direttamente, fare un libro. Per fare un libro bisogna trovare un senso a questa cosa qui, no? Bisogna che il libro abbia una sua specificità. Se il libro è semplicemente un film da leggere, no? Non lo so se la cosa sta in piedi, no? Quindi diciamo che la qualità, no? Il peso specifico di un libro spero diventi più importante, no? O mi sembra che sia una cosa che conta molto, no? Perché sull'intrattenimento il libro perde, no? Il libro può vincere sulla qualità intrinseca del suo contenuto o del suo stile letterario, o di quelle che sono le sue specificità, e può vincere in una cosa che secondo me è fondamentale, ma proprio fondamentale, che solo con un libro o solo con un disegno statico sei tu che gestisci il tempo. Invece in un film vieni guidato, no? Vieni occupato dalla scansione temporale che il regista ha dato al film. E questa cosa qui in qualche modo limita le possibilità di divagazione che sono come dire, la qualità fondamentale che hanno i testi scritti, no? Il fatto di lasciarti libero di andare via con la testa e di tornarci quando torni. Ecco. Quindi, non so, io inviterei un pochino a riflettere anche all'interno del tema fare un libro anche su questi aspetti qua. Ma bravo. Bravissimo. No. Invece volevo fare un'altra domanda a Giulia questa volta, dopo. Se avete domande comunque da fare, interrompetemi pure, non ci sono problemi. I libri che abbiamo visto sono soprattutto libri che hanno un carattere scientifico in qualche modo, no? Si occupano di corpo umano, biologia, queste cose qua. Che cosa deve avere un libro di carta? Anzi, scusa, apro una parentesi, credo che questo sia un settore dove il libro digitale magari naturalmente potrebbe facilmente vincere. Immagino un libro, si parlava proprio prima, che un libro che possa avere anche contenuti differenti, tipo, non so, un video, dei grafici, qualcosa di anche più profondo in qualche modo. Che cosa deve avere un libro, scusa, come quelli che ci ha mostrato, per vincere la sfida con un libro che è più curioso in qualche modo?
Ma dall'idea che mi sono fatta confrontando nel tempo e confrontando vari esempi e anche guardando come sono fatti i libri con tanti effetti speciali, libri che suonano, libri che assomigliano tanto a qualcosa che un libro non è. Penso che il libro di questo tipo può essere interessante, essere seducente, essere soddisfacente, piacevole nei sensi che abbiamo visto prima, togliendo invece il più possibile tutti questi effetti speciali. Il libro sulla Luna, per esempio, che abbiamo visto prima, è un esempio che può essere efficace rispetto a questa tua domanda, perché lì hai tolto tutto e hai lasciato solo quell'elemento potentissimo che è la visione di un fenomeno e tutto il resto lo mette il lettore che ha spazio per indagare, farsi domande, chiudere il libro e andare fuori e osservare come stanno le cose in una visione diretta del fenomeno e credo sia questa la direzione, piuttosto che quindi liberare spazio piuttosto che occuparlo. Ottimo. E infine avevo una domanda anche per Francesca, perché so che tu fai un altro mestiere, no? Ma che cosa ti sei divertita, che cosa hai imparato della tua professione facendo un libro di questo tipo? Cos'è che alla fine ti è rimasto dentro? Beh, diciamo che, non so, questa cosa che ho fatto ho l'impressione ultimamente che le cose che faccio in qualche modo vanno poi sempre a finire in qualcos'altro, cioè che non esistono poi queste separazioni, cioè nel senso che, vabbè, ok, io faccio la decoratrice di interni, lavoro anche nella pittura, però questo libro qui in qualche modo è un po' qualcosa da cui io sono partita ancora ai tempi dell'accademia, facendo dei frottage per esempio sul pavimento di casa e utilizzandolo poi per esperimenti pittorici o ricerche varie di tipo visivo eccetera, che hanno come in qualche modo si sono stratificate nel tempo e hanno preso poi questa via, sembra quasi che le cose stanno lì, poi a un certo punto vengono fuori. Quando ho fatto quel pisanello per Topolò, dietro c'era già tutto un lavoro su, per esempio, il frottage dei pizzi, che era stato un intervento che io avevo fatto per risolvere un problema decorativo all'interno di una boutique a Parigi, una roba anche abbastanza di prestigio per un negozio di Kenzo, dove avevo fatto questo grande pannello risolto con una texture fatta in questo modo, cioè come avete visto lì nel libro. Quindi c'era già stato quel lavoro. Prendere quella cosa lì e riproporla in un libro per me è stato intanto una specie di come scompiglio di carte, nel senso che mi ha messo di fronte alla possibilità di utilizzare una cosa che davo per scontata in un modo, cioè la vedevo come una soluzione di tipo d'arredamento, tanto per dire un tipo di soluzione, e di riportarla in un contesto completamente diverso, che forse alla fine quasi quasi mi è sembrato dare ricchezza a quella cosa lì, cioè dargli un senso e fargli parlare un'altra lingua, pur essendo poi qualcosa di quasi uguale. Quando ultimamente lavoro vedo che molte cose che faccio possono non rimanere lì dove sono, ma continuamente passare da un campo all'altro. La scoperta di lavorare all'interno dei libri, di poter utilizzare delle immagini per i libri, è avvenuta casualmente dal fatto che ho una sorella che è un editore, quindi mi si è aperta un mondo, nel senso che prima a me i libri illustrati sono sempre piaciuti, sono sempre stata una persona che ha letto fumetti, appassionata di libri illustrati eccetera, però chiaramente a quel punto sono iniziate a arrivarmi delle informazioni anche di tipo visivo o di immagini che prima non conoscevo, che in qualche modo mi hanno estremamente formato da un punto di vista proprio del mio immaginario. E quindi mi sono anche cimentata con questa possibilità
che prima forse non avevo neanche in mente di poter, dentro a cui pensavo di non far parte. Ancora adesso in qualche modo mi sento un po' estranea, perché effettivamente la mia formazione non è quella di un illustratore nel senso più tradizionale del termine, però vedendo anche molti libri che vengono fatti utilizzando le immagini, mi rendo conto che il mondo delle visioni che possono entrare in un libro sono veramente tante e che ci possono essere molte strade per poter elaborare un discorso puramente visivo che però aggiunge delle cose in modo anche diverso, parallelo con altri tipi di esperienze, insomma. Bene, adesso chiedo al pubblico, avete qualche domanda? Volentieri. Ascoltando questi tre interventi ci sono due parole che mi sono venute in mente. Una è già stata menzionata da Guido ed è il tempo. Mi veniva appunto in mente la questione del tempo e della temporalità. Temporalità di fruizione del libro come strumento di apprendimento, ma anche il fatto di avere il tempo per farlo, perché per stare con un libro, per interagire con un libro ci vuole del tempo. E da questo punto di vista mi veniva in mente che sì, è vero che guardare un film in qualche modo guida il tempo della nostra fruizione, mentre un libro possiamo prenderlo, aprirlo e lasciarlo lì, però sappiamo benissimo che soprattutto i fruitori più giovani sono abituati, io vedo mio nipote, riguarda lo stesso video di Peppa Pig a ripetizione oppure lo molla lì quando gli viene in mente di fare qualcos'altro, quindi in realtà anche la fruizione della temporalità guidata è abbastanza cambiata. Infatti l'altro termine che mi veniva in mente anche dalle vostre esperienze è quello della mediazione, non solo del libro come mediazione rispetto alla comprensione del mondo o al conoscere, ma si sia sempre più necessario oggi forse anche mediare la relazione dei fruitori con il libro, cioè se non sia forse così scontato che il libro da solo attivi un'interazione con il bambino o sia capace in qualche modo di far capire al bambino quello che può fare. Mi veniva in mente anche da quello che raccontava Francesca rispetto al fare il laboratorio e in qualche modo verificare come autrice alcune cose rispetto al libro, ma anche far capire ai bambini delle possibilità o come affrontare dei problemi nel fare quello che diciamo il libro suggerisce. Ed è una domanda che rivolgo comunque anche a Giulia, che appunto si occupa anche di stimolare la lettura nei bambini, e se vede, non so, delle differenze rispetto a quando ha cominciato a farlo e oggi, oppure si ritiene appunto che la mediazione rispetto al libro, alla lettura e all'uso del libro sia necessaria. Rispondo io e poi partiamo. Ma secondo me, per quanto riguarda proprio la mediazione, penso che quando si tratta di avere a che fare con delle persone che per esempio compiono per la prima volta una certa azione, si accostano per la prima volta anche a un gioco in qualche modo come quello che può essere il gioco di leggere, mi sembra abbastanza così, il fatto che ci sia una mediazione non mi pare una cosa strana o che si è trasformata nel corso del tempo. Forse anche mi viene da dire in tempi recenti ce n'è fin troppa di mediazione che è, come dire, indotta, non è forse necessaria. Appunto si tratta probabilmente di intendersi su quali sono i termini anche di questa mediazione, perché nel caso di un'attività e di molti libri che abbiamo visto oggi è evidentemente un contributo quello di qualcuno che si affianca al lettore, che arricchisce le possibilità di interpretazione o di azione che possono provenire dal libro, dall'oggetto in sé. Però appunto ci sono, non lo vedo come una cosa così fortemente caratterizzante questo momento, o così fortemente caratterizzante
la lettura, perché ci sono appunto tante letture possibili, credo. Sì, questo è il mio punto di vista. Ma rispetto per esempio alle mie esperienze di laboratorio, devo dire che sicuramente una mediazione può aiutare, e nel caso per esempio appunto di avere io stessa capito certi meccanismi che possono agevolare il lavoro, sicuramente questa cosa aiuta, però devo dire anche che certe volte mi sono trovata di fronte a delle situazioni in cui francamente la mediazione mi è sembrata quasi un elemento negativo, specialmente alcune... per esempio ho notato che spesso nei laboratori con presenti i genitori, quasi quasi il laboratorio sembrava fatto per i genitori più che per i figli, cioè che erano bravissimi a ritagliare le cose bene, cioè non è quello. Oppure insegnanti che in quella roba lì vedevano l'aspetto, lo vedevano di quel libro, lo interpretavano come una bella realizzazione della silhouette. No, i bambini capiscono molto meglio, cioè va benissimo anche una roba tagliata sbagliata e questa cosa appunto va fatta capire, cioè il mio lavoro di mediazione è quello di dargli degli strumenti ma di non dirgli cosa devono fare, perché dopo quella cosa lì diventa l'ennesimo compitino, invece secondo me quella cosa lì deve essere un divertimento prima di tutto. Quindi anche sul discorso mediazione secondo me diciamo che è una roba su cui bisognerebbe far ragionare soprattutto le persone adulte, su cosa significa. Non so se devo parlare, ma tanto... No, sulla storia del tempo, sì, certo, ci si può fare tutto, no? Cioè, però rivedersi un film è un po' macchinoso, no? Un libro si sfoglia un po' meglio per ora di un film, per ora però purtroppo, non so come dire, però non lo so, la mia sensazione, no, ditemi se l'avete provata anche voi, ma se io vado a vedere un film di cui ho letto il libro, il film non mi piace, quasi mai, no? Poi non so, magari c'è 2001, insomma il libro erano 3 pagine, il film sono 2 ore, cioè tutta un'altra cosa, ma vabbè. Lì allora il discorso è un po' più complicato, ma generalmente se vado... qual è la differenza? Perché non è che i film sono fatti male, no? È che i film sono fatti dal regista, sono fatti con i suoi tempi, no? Che tu puoi rivedere 30 volte, ma sono i suoi tempi, e sono le sue scelte rispetto a un testo, no? E sono le divagazioni che eventualmente ha fatto il regista rispetto a quel testo lì. Io invece se leggo un libro e lo rileggo fra 3 anni, sono sicuro che leggo 2 libri diversi, no? Perché, come diceva anche Oddio, sto diventando vecchio. No, la Giulia. No, perché conosco un sacco di Giulie, allora mi dico, ma lei sarà una Giulia di quelle che conosco? Conosci un sacco di Giulie. Conosco un sacco di Giulie. Sì, è vero. Almeno un paio. No, cosa stavo dicendo adesso? Sì, no, sì, no, era un discorso interessante, peccato. Che non è più lo stesso libro. Sì, non è più lo stesso libro, vabbè, ma questo qui l'ho già detto, il problema è quello che volevo dire dopo. No, vabbè, se mi viene in mente poi ve lo dico. Altre domande? Avete il microfono comunque vicino alla sedia. Volevo chiedere a Giulia, che ci ha fatto la carrellata di libri per tematica anche da utilizzare, se tutti questi libri sono editi in Italia. In parte sì, in parte no, però degli esempi che ho formulato, almeno la metà sono libri disponibili in lingua italiana, editi in Italia. Ad ogni modo
penso che siamo ormai nelle condizioni di poterci facilmente dotare anche di libri editi in lingua straniera, recuperabili in Italia presso quelle librerie che li vendono, piuttosto che invece fare riferimento direttamente agli editori o a venditori appunto che ci fanno comodamente arrivare a casa i libri anche dall'altra parte del mondo. Ad ogni modo le aree di riferimento dei libri che ho utilizzato rimangono in Europa, insomma, Portogallo, Germania, Francia, e comunque è tutto molto semplice oggi. Diciamo che la preoccupazione del libro straniero non esiste più, è un falso problema. Microfono. Io volevo solo raccontarvi una curiosità, perché si parlava della contaminazione tra le aree, come possono influenzarsi tra loro, e ho avuto la fortuna di essere presente alla presentazione di uno dei libri che ci hai fatto vedere, che era Le Dictionnaires Foucault, la libreria che ha accolto l'illustratrice e la scrittrice nella mia città. Ha scelto di non presentarlo in libreria come di solito si fa, ma di presentarlo nel Dipartimento di Anatomia dell'Università di Padova, e tutta la cosa ha preso un'altra sensazione. Insomma, l'abbiamo vissuta anche dislocando il libro non dalla sua realtà dove di solito è presentato, ma in un'altra realtà che di solito non ospita queste presentazioni. Tutto qui. Parlava del libro dell'anatomia. È un intervento un po' inusuale perché qualcosa ai relatori. Volevo chiedere a Maddalena che cosa intende a proposito della mediazione, perché secondo me la differenza sostanziale è banale tra la relazione con un libro prevede che ci sia una mediazione. Stiamo parlando di apprendimento. Noi non lasciamo un bambino da solo con un libro chiuso in una stanza. È o un genitore o un insegnante o tutte le altre forme di mediazione che abbiamo. Parla un po' più forte. Scusate. O tutte le altre forme di mediazione che possiamo immaginare, cioè c'è qualcuno che insieme ad un bambino fa qualcosa e quindi a livello di apprendimento reagisce anche rispetto al comportamento che il bambino ha. Naturalmente possiamo immaginare forme digitali di apprendimento in cui la macchina diventa intelligentissima e reagisce, ma naturalmente tutto questo riesce molto meglio nell'interazione tra due persone. Quindi Maddalena, mi manca qualcosa? Ho capito bene? C'era un po' di questo effettivamente, perché l'idea di portare sul tavolo la questione della mediazione mi era venuta in mente proprio in relazione anche alla questione tempo e alla relazione dei bambini con appunto uno strumento come può essere il libro, che a volte richiede il tempo del bambino ma anche il tempo magari di qualcuno che in qualche modo lo avvicini al libro o alla lettura, fermo restando che tutti, insomma, bene o male abbiamo dei libri e i bambini ricevono libri così come giocattoli, come regalo. Mi chiedevo se di fronte agli esempi che sono stati anche portati sia da Francesca e sapendo appunto dell'attività di Giulia, semplicemente se questa relazione col libro e con libri particolari come quelli che hanno mostrato qui richiede un intervento in più, un intervento particolare, oppure anche perché sono libri come quello che mostrava Francesca che richiede poi un'attività del bambino, cioè non è solo sto con il libro ma poi faccio anche qualcosa che il libro mi suggerisce. E appunto, avendo visto che fa dei laboratori legati anche a questo, mi chiedevo che componente questa attività, in qualche modo anche guidata pur con una particolare cautela nel non essere didascalici, nel dare delle istruzioni, che ruolo ha questo nel stimolare la relazione con il libro come strumento di fare in questo caso, non solo, o apprendere facendo. Quindi non so se ho risposto a te Roberto, ma c'erano un po' entrambi gli elementi. Non vale?
No, aggiungo qualcosa perché mi ha stupito, non so se ho capito bene l'intervento, credo che i bambini abbiano, cioè che la relazione solitaria del bambino senza mediazione col libro è frequentissima. Io ho 2 bambine agitatissime, insopportabili, e l'unico momento di pace è quando a un certo punto si isolano con quintali di libri, anche in luoghi pubblici, in librerie, e questa è un'abitudine magari, forse che hanno, in effetti, per avere un'abitudine in casa, avere molti libri, non avere la televisione, non avere quindi quella relazione col tempo. Io, Guido, discutiamo ogni tanto di questo problema, perché io non riesco a vedere i film, cioè mi vengono delle crisi di panico, di riso, di tantissime esigenze, perché non riesco a essere forzata nei tempi che mi vengono stabiliti dall'esterno. Questo è dovuto però a un fatto, come dire, di formazione, una formazione senza televisione da sempre, quindi naturalmente c'è un rapporto di passività-attività forse invertito rispetto alla media, però quindi questo però denota che è possibile. Posso inserirmi anche io in questa discussione che mi interessa molto? Io condivido quello che dice naturalmente la Marta. I miei figli avevano un rapporto, più che la parola mediazione mi piace la parola corpo a corpo. Mi veniva in mente questa parola, perché con il libro, a mio avviso, anche un bambino deve avere un rapporto proprio fisico, deve toccarlo, deve anche in qualche modo... Sì, è ovvio che un genitore anche può proporre la lettura, ma è più bello che il bambino annusi il libro, lo tocchi, lo distrugga. Cioè mi piace di più la parola mediazione in questo modo, leggermente mi disturba quasi. È meglio avere un rapporto fisico, personale, cioè io la vedo così. Sì, certo, no, troppo stretta, ovvio. Un filtro, io metto un filtro fra il bambino e il libro, creo delle condizioni perché succeda qualcosa, quindi forse avrei dovuto esplicitarlo, appunto non vuol dire cosa fare, ma a volte può essere anche solo suggerire o sollecitare. Sì, io direi adesso però, stiamo sempre su questo argomento? Stiamo su questo argomento? Sì. Sì. Io non so, vorrei dire un pensiero rispetto a questa cosa, che forse se io penso all'innamoramento della lettura mi viene in mente un mediatore, nel senso alla lettura di quando sei piccolo, di un genitore che legge una fiaba, piuttosto di un insegnante molto bravo che legge i Promessi Sposi, ecco, sì, in certo. classe. Quindi c'è forse una mediazione nell'innamoramento al libro e anche una relazione speciale che è il momento della lettura con un'altra persona. E forse poi ecco anche la solitudine del libro, quindi una solitudine del tutto positiva dove il bambino e anche l'adulto ecco, impara a stare da solo, a riconoscersi in un libro, a scoprire un'idea diversa. Ecco. Quindi sì. ecco, non so, È un io modo di volevo intendere metterla la mia, mediazione, forse perché certamente. forse ecco. Certamente, la sì, ragione su questo credo che siamo tutti quanti d'accordo, assolutamente. Altre domande, cambiando argomento? Intanto mi era venuto in mente quello che volevo dire, che era quello dello svuotare, che è una delle cose che io cerco di perseguire, insomma, con poco successo, perché quando faccio delle cose troppo scarne di solito me le fanno rifare, quindi Però adesso ho ordinato un libro in libreria, una libreria vera, coi muri, coi vende libri di carta, ho ordinato questo libro che si intitola Lacune e che è un libro di 270 pagine sulla concisione, non promette molto bene questa cosa qui, però sono abbastanza curioso. No, perché io sono d'accordo su questa tesi, che meno cose si mettono in un disegno o in un testo, e più cose uno è costretto a cercare per conto suo, dentro quel disegno, dentro il testo. E forse anche per merito dei disegni e dei testi che hanno dentro tante cose. Allora uno vede una cosa vuota e dice, ma qui forse c'è qualcosa oltre il margine, non so, da qualche parte. Così. Ed è costretto in qualche modo a completare, no? A modo suo.
la conoscenza con quello che ha davanti. Insomma. E questa cosa qui può essere cioè il lato divertente della lettura. Cioè io sono convinto che le illustrazioni che hanno dentro tutto già finito per benino sono noiose, invece quelle che non si capisce bene. Per fare un esempio molto pratico, io sono rimasto folgorato da piccolo dalla Zingara addormentata di Russo, il doganiere, non so se lo conoscete quel quadro lì, insomma è un quadro inspiegabile, anche per il doganiere, e non me lo sono ancora riuscito a spiegare adesso, soprattutto anche la posizione delle chiavi della viola, del liuto, della chitarra che c'è per terra, che è una posizione molto strana. E le chiavi sono quegli affari che tirano le corde per accordare, credo che si chiamino chiavi, non lo so, insomma quelle robe lì, che nel quadro sono sparse per il manico di questa chitarra, e quindi mi domandavo come diavolo, no? Perché le cose non razionali mi danno un pochino così. E poi mi domandavo perché c'era il leone, perché quella lì riusciva a dormire con un leone dietro, se era un uomo o una donna, non ho ancora capito adesso, perché sai, questi arabi si vestono in un modo strano. E così, e quindi io questo disegno qui poi l'ho rifatto e rivenduto anche decine di volte, quindi mi è stato molto utile, però non l'ho ancora capito e il fascino dei testi, dei disegni, secondo me è lì, no? Infatti il mio sogno è fare il disegno invisibile, come Cage ha fatto quel suo pezzo fantastico, e io speravo di riuscire a farlo, ma non me lo compra nessuno. L'ultima domanda? Sì. Allora, mi rifaccio al titolo, fare un libro. Siamo partiti dal disfare, no? Poi c'era il laboratorio che propone Francesca di strutturare un'opera d'arte. Allora la vostra idea di fare un libro con i bambini, qual è? Io mi sono specializzato in libri da disfare ormai, quindi la mia idea dei libri per bambini è quella lì, è un libro che faccia voglia di muovere le mani, insomma, no? o di intervenirci col disegno, o di disegnare a parte, o di distruggere il libro per rimontarlo in un altro modo. Insomma. Per me, cioè, non so, io da bambino funzionavo così, no? Quello che mi capitava in mano lo facevo a pezzi e poi cercavo di rifarlo. E ho imparato a disegnare così perché io poi ho fatto delle scuole dove il disegno non esisteva, quindi ho dovuto riarrangiarmi per conto mio, e per imparare a disegnare bisogna smontare il percorso tecnico e mentale di chi ha fatto i disegni che stai guardando, copiando, eccetera. No? Quindi, secondo me quello lì è un procedimento importante, no? La cosa che mi preoccupa del lato tecnologico è che ormai gestiamo degli aggeggi che non sappiamo come funzionano, no? Non sappiamo smontare e rimontare in nessun modo, li possiamo solo utilizzare. Se poi finiamo per usarli solo per scegliere delle cose già fatte da altri, diventa un po' preoccupante dal mio punto di vista. Insomma. Cioè trasformarsi in consumatori che schiacciano il bottone e scelgono il film da guardare o il libro da leggere o la roba così, non è che mi entusiasmi come prospettiva. Insomma. Beh, diciamo che nel mio caso, sinceramente, la mia esperienza è un po' scarsa, perché appunto io ho fatto 3 libri alla fine, uno non è neanche particolarmente per bambini, però quando mi è capitato di lavorare in questo modo, quello che mi è sempre che mi sembra
che debba succedere è che le immagini, intanto anche il concetto di libri per bambini, cioè non lo so, non è proprio, non so neanche bene cosa voglia dire, nel senso che per me i bambini sono delle persone che hanno degli strumenti, magari forse devi dargli delle cose forse più semplici, è chiaro che devi magari semplificare forse certe cose, però intanto io nel mio caso ho sempre lavorato non sulle illustrazioni di un testo, ma anche nel libro precedente su una proposta di storia dove poi eventualmente dopo interviene un testo. Quindi svincolata dall'idea di un'illustrazione come viene definita di solito, cioè che c'è una storia e poi tu entri nella storia e la illustri anche col metodo che ogni poi illustratore utilizza. Quindi prima c'era l'immagine e quest'immagine produceva una storia nel caso del primo libro, in quest'altro caso l'immagine crea una struttura su cui lavorare. Però appunto quello che quando ho lavorato mi sembrava interessante era appunto che alla fine ci fosse qualcosa che aprisse a delle curiosità, insomma, che ci fossero delle immagini che fossero ogni volta un po' una sorpresa, che non fossero previste anche e che gli sguardi potessero essere attraverso l'immagine proprio, strutturati attraverso il disegno, l'immagine vista in un modo che uno magari non si immagina che possa essere quello, insomma. Non so se sono riuscita a spiegarmi, però diciamo che per me la cosa importante di esprimersi attraverso l'immagine è quella di aggiungere qualcosa che in altri modi non si potrebbe, esprimersi attraverso un mezzo che non potrebbe in altri modi essere espresso, non so, qualcosa di questo tipo. Non so, rispondo anch'io, anche se io i libri non li faccio, li comparo, li cerco, li studio, magari li osservo nel loro processo di progettazione e poi di nascita vera e propria. Penso che una delle cose più importanti sia riflettere sul fatto che di affidarsi a chi un libro di chi ha cognizione della complessità che comporta realizzare un libro, fare un libro, perché non è una cosa semplice, è una cosa complessa ed è già un buon passo quello di ricordarsi teneramente di affidarsi a chi è in grado di sostenere questa complessità, e non tutti siamo in grado di sostenere questa complessità. E non basta avere dei nipoti o dei figli per sostenere questa complessità. E poi credo sia molto importante, e questo si collega a quello che diceva prima Munari e anche ha ripreso Francesca Zoboli, la capacità di rinnovarsi ad ogni lettura, cioè un libro che non è mai completamente finito, completamente esaurito nella sua confezione e nella sua destinazione, ma che a ogni lettura, a ogni approccio rivela di essere vitale e poi possibilmente senza una morale che è superflua, cioè non c'entra con con una narrazione, sono due argomenti diversi, la fattura di un libro con il fatto che ci sia o non ci sia una morale, e quello della presenza di una morale rimane ancora un elemento sul quale tanta editoria scivola. Sull'editoria che scivola, scivoliamo anche noi. Allora facciamo una piccola pausa, prendiamo un caffè, ricominciamo tra un quarto d'ora, alle 5. Adesso vi rilassate voi, maledetti. Yes. Noi ci Yes. tocca impegnare, voi per l'ultima poi. Però ogni tanto. Siccome mi ero lamentata che mi avevano messo per prima, mi hanno messo prima. Cosa dite, cominciamo? Sì. Dai. Allora, iniziamo la seconda parte di questa conferenza. I nostri ospiti sono Pietro Corraini, Giovanna Zoboli e Marta Sironi.
E il titolo dell'intervento di Pietro Corraini è "Secondo me la quarta parete va in prima pagina", titolo intrigante. Pietro Corraini è un grafico, si occupa di smontare anche lui, torna sempre questo termine, smontare e rimontare progetti di comunicazione visiva e design, dirige la rivista Un Sedicesimo, insegna e si diverte a fare i vari workshop in giro per il mondo. Il suo tema: cosa succede quando un libro, invece di contenere immagini e parole per parlare di una storia, diventa esso stesso parte della storia? Il lettore diventa protagonista, si può entrare in un libro e far uscire un racconto da Ma non leggere tutto, se no... No, dico tutto. Ha ragione, allora salto. Secondo, vado più veloce. Seconda, Marta Sirone, L'arte di guardare. Marta Sirone invece collabora alla ricerca con il centro Apice, Archivi della parola, dell'immagine e della comunicazione dell'editoria dell'Università degli Studi di Milano, dove si occupa di illustrazione satirica e di grafica editoriale. Ha appena pubblicato un libro bellissimo su John Alcorn e per l'editore Topi Pittori cura la collana Pippo. Invece, infine, Giovanna Zoboli conclude questa seconda parte di conferenze. Giovanna è scrittrice ed editrice, insieme a Paolo Canton ha creato nel 2004 il marchio Topi Pittori, che ritorna, quindi oggi abbiamo due tra gli editori più importanti, fuori tra i più importanti in Italia, Corraini e Topi Pittori, di cui è direttore editoriale, art director e editor. Svolge attività di studio e di formazione sui temi della cultura rivolta all'infanzia e adolescenza, e poi devo dire il contenuto della sua relazione non anticipo niente, lo dirà lei. Lascio la parola a Pietro Corraini. Grazie Giorgio Camuffo. Allora, la presentazione in realtà è gialla, non dovrebbe esserlo, ma nulla va a inficiare la validità di quello che andiamo a dire, quindi ce la vediamo gialla, direi. Va bene? Siamo d'accordo? Se c'è un problema devo dirti... C'è qualcuno che gli dà dei problemi? A me il giallo piace, però devo dire... Non so se c'è un problema in regia. No, è quella regista? No, va benissimo, poi perché è coordinato con la comunicazione che hai fatto tu con i disegnini. Perfetto, quindi era studiato. Il giallo. Allora, secondo me la quarta parete va in prima pagina. Ci mancava un terzo da qualche parte, un 3 nel titolo, ma non siamo riusciti a metterlo. Perché questo titolo qui? Questo titolo qui è venuto fuori guardando un po' tutti i libri che facciamo in casa editrice, Munari, un po' il lavoro di Munari e appunto smontando, rimontando, ci si continuava a chiedere perché questa cosa qui, cioè questi libri qui sono così in qualche maniera immersivi, si riesce a interagire in una maniera completamente diversa, perché sono dei libri interattivi, perché sono dei libri che sono ancora attuali oggi dopo tanti anni che sono stati progettati. Allora così, pensando e chiacchierando un po' in giro e anche con l'attitudine che è mia non solo di editore ma anche di grafico, quindi cioè, come comportarsi nella costruzione del libro non solo come progetto, come contenuto, ma anche come interagire con l'oggetto, con la pagina, come lavorare sul foglio per creare qualcosa di molto immersivo e interattivo. Una delle risposte che ci è venuto in mente è appunto in qualche maniera il titolo di questa presentazione, che cerco di spiegarvi. Allora, io magari dico due cose per chi so che sapete tutti cosa è la quarta parete, però per ricordarmelo almeno a me me lo ripeto. La quarta parete è un concetto che nasce dal teatro, no? È quella parete che in qualche maniera divide il palco dagli spettatori, cioè sono 3 pareti intorno alle persone che stanno parlando, una lì e una qui, e ce n'è una quarta che in qualche maniera separa l'azione dal pubblico. Cioè io pubblico sto guardando qualcosa che succede là, è come se io stessi guardando ma se non esisto in
in quello spettacolo lì, sono uno spettatore esterno a quello che succede. Quindi là, su, lontano da me, sta succedendo qualcosa, c'è qualcosa che viene raccontato. La rottura della quarta parete è un concetto che tu che ne sai di più di teatro, dimmi se è vero o meno, cioè da tutto il Novecento in avanti è data per assodata dal punto di vista teatrale, che è quando, rompendo la quarta parete, cioè rivolgendosi direttamente al pubblico, coinvolgendo il pubblico o lo spazio che racchiude il pubblico all'interno della recita e degli atti teatrali, lo spazio che è protagonista del pezzo di teatro non è più solo sul palco, ma è tutto intorno anche al pubblico. Quindi il pubblico diventa uno dei personaggi, uno dei protagonisti della storia e del racconto. Tecniche sono innumerevoli e varie, cioè dal rivolgersi direttamente al pubblico e guardarlo negli occhi, come succede in tanti film che abbiamo presente, cioè da Animal House in giù. Non so se voi avete conoscenza di Animal House, però insomma da Animal House in giù tutti i film dove un protagonista guarda direttamente in camera e parla col pubblico, ecco, quello è una rottura della quarta parete. In qualche maniera voi siete portati all'interno del racconto. Non è più un'osservazione esterna, ma si diventa parte di questo racconto. Prima del Novecento questa idea qui veniva utilizzata da tanti pittori che dipingevano non solo dei quadri, ma dipingevano delle intere scene. Quindi quando Mantegna dipinge la Camera degli Sposi, cosa fa? Fa un quadro sostanzialmente dove ci si entra dentro. Cioè, tu diventi parte del quadro nel momento in cui sei dentro. Tanto più che pure quando guardi in alto ci sono delle cose che succedono e c'è una signora, che è quella là che vedete in alto, che sta guardando te, che dice: uè, tu lì sotto, proprio tu. E quindi tu in quel momento lì, cioè cavoli, sei lì, sei in quel mondo lì, fai parte di questo mondo. Io parlo di Mantegna, ma tanti altri l'hanno fatto. Parlo di Mantegna e Giulio Romano per campanilismo, no? Perché essendo mantovano, Camera degli Sposi e Sala dei Giganti a Palazzo Te, utilizzano questa tecnica. Cioè il dipinto è talmente immersivo da farti diventare protagonista e parte di quel racconto lì. Questa scena, no, del cielo che crolla non la guardi da esterno, cioè sei tu che ti sta crollando il cielo interno, in testa. Tanti altri l'hanno fatto dopo, fino al buon Richard Serra, che fa la stessa identica cosa che fa Mantegna, solo che invece di farlo con un dipinto di quel tipo lì, lo fa con una pittura astratta. Quando si entra in una delle sculture di Serra si è sostanzialmente all'interno di un quadro astratto. Questo è quello che vedete dentro a quelle biscioni di metallo. Questa è un'altra cosa, ma dopo diventa troppo lungo. Questo è il marchio della casa editrice, ma che è nato per caso. Nessuno ci aveva pensato quando è stato disegnato prima da Giosetta Fioroni, poi ridisegnato da Munari, ma è un teatro. E qui un po' si ricollegano le cose, cioè l'idea di questa quarta parete che viene in qualche maniera sfondata, viene aperta per portare dentro il lettore, cioè quello che succede sulla pagina del libro è quello che succede sulla scena teatrale. Cioè, rivolgendosi direttamente al lettore, il lettore viene trascinato all'interno del libro. Vi faccio un esempio. Questo libro, sfocatissimo,
è Alice nel Paese delle Meraviglie, disegnato da una allora giovane illustratrice che è Susie Lee, quella che poi ha fatto L'Onda, Mirror e tutti gli altri. Il primo libro che ha fatto, che è stato pubblicato appunto come ce l'aveva portato, era la sua tesi di laurea, è questo Alice nel Paese delle Meraviglie, che ha una visione molto personale e così molto visionaria. Copertina abbastanza classica, però insomma già c'è l'idea del teatro, no? Questo sipario che si apre, un risguardo elegante, frontespizio, tutto come deve essere, e poi dopo si inizia vedendo della gente che si siede a teatro, quindi noi, c'è della gente lì che guarda, inizia a sedersi, qualcosa succede sul palco, si alza un sipario, la gente è tutta seduta, quindi è scomparsa, e inizia la scena, succedono delle cose, no? Quei 20 secondi all'inizio della rappresentazione, quando tutti tossiscono e c'è uno sul palco che deve ancora iniziare a parlare, ma il sipario è già aperto. E poi si parte, c'è Alice e arriva quello che noi sappiamo essere il bianconiglio. E poi iniziano a succedere delle cose. E qua succede di tutto. Allora, questo è un libro che va guardato, riguardato, probabilmente mediato, come si diceva prima, ma riguardandolo a posteriori, qui è successa una cosa che da grafico non è di secondaria importanza, è fondamentale. Ed è portante del concetto che stiamo prendendo in considerazione. Guardate, qui c'è un teatro e quell'immagine è impaginata in una certa maniera. Man mano che io scorro le pagine e inizia a succedere le cose, il bordo nero che c'è intorno alla pagina va sempre assottigliandosi, finché a un certo punto, ecco, scompare. Cioè il palco è la pagina. Prima era un'immagine messa sopra la pagina, contenuta all'interno del libro, in questo momento la pagina è diventata quel palco lì. Succedono una serie di cose, poi dopo chi vuole sapere deve comprarsi il libro. Succedono tutta una serie di cose, in tutta una serie di scenari, finché, siccome una pagina non è abbastanza, ma c'è uno sfondamento sull'altra pagina, e il bianconiglio scappa e va dall'altra parte. E qui voi questo oggetto qui non lo state guardando su un monitor, ce l'avete in mano, capito? Allora inizia ad essere, voi guardavate sempre da una parte, a un certo punto girate l'occhio e succede qualcosa dall'altra parte. Quindi la scena ha conquistato tutte le due pagine. Lo fa in maniera prepotente, con l'uso delle inquadrature, vabbè, insomma. Si inseguono il bianconiglio, prima è Alice che insegue il bianconiglio, poi il bianconiglio che insegue Biancaneve. Qui gli abbiamo fatto aggiungere Mantegna, vabbè, ma quello abbiamo forzato. Finché a un certo punto tornano dentro lì, succede qualcosa, vabbè, e qui la recita finisce, si chiude la storia, però noi ci siamo dimenticati di essere entrati dentro quella storia lì, cioè noi siamo dentro, sta succedendo quella cosa lì, noi non stiamo più, siamo partiti guardando un'immagine impaginata al centro del libro, vedendo la gente che ci sedeva, ma la percezione di stare guardando un'opera teatrale non ce l'abbiamo più, esattamente quello che succede a teatro. Se quello che state guardando è fatto bene, voi vi dimenticate di quello che avete intorno, cioè non esistono più i vicini, non esiste più chi avete davanti, esiste solo quello che succede di fronte. Susie Lee ci riporta alla ragione e, come con un movimento di macchina, no? Esce dall'inquadratura, esce dal teatro
e torna indietro, la gente se ne va, le luci si accendono ed è tutta finzione, capito? Anche tutta la storia, Alice non esiste, Bianconiglio non esiste, quello che vi ho raccontato è solo una recita teatrale, ma neanche solo una recita teatrale, è una recita teatrale che ho fatto io nel camino di casa mia, capito? Oh, non c'è una parola dentro questo libro, ce ne sono un po' in fondo. Però, cosa è successo? Ci ha preso praticamente per i capelli, ci ha portato dentro una storia e poi ci ha fatto uscire pian piano facendoci vedere che ci stava facendo uscire. Quello è il senso di questo libro qui. Ok, io ti racconto una cosa in maniera talmente immersiva, talmente corretta che tu ti dimentichi di quello che sta succedendo. Poi ti faccio sbucciare, no? questa idea di entrare passo dopo passo fino a tornare fuori. E quindi abbiamo capito che la storia è una storia che si svolge su un palco, insomma tutta questa cosa qui appunto di essere immersi. Ma non basta, perché ci ha fatto uscire da Alice nel Paese delle Meraviglie, ci ha fatto tornare nel teatro, ma noi abbiamo un libro in mano. E cosa succede? Il fatto che abbiamo un libro in mano ce lo fa vedere con un gesto molto semplice, che è quello di mettere quel pollice là sulla pagina di sinistra. Quel pollice là è il tuo pollice sostanzialmente. Ti fa vedere che tu non solo sei stato immerso dentro lì e poi sei uscito, ma ti fa uscire addirittura dal libro e ti dice cos'è questa cosa qui? Allora addirittura sono fuori dal libro. Dopo ci sono 2 pagine dove appunto è talmente sfocato che ve lo devo leggere, dice tutta la vita non è altro che un sogno. E qui finisce il libro. Quindi lei cosa fa? In maniera molto semplice, molto elegante, senza fare niente di, come si diceva prima, didattico o moralistico. Ti fa vedere una storia, te la racconta e poi dopo ti lascia a te la possibilità di interpretare. Ti manda dentro e poi ti fa uscire fuori. Questo libro secondo noi era perfetto per raccontare questa cosa qui dal punto di vista teatrale. E dopo averlo stampato abbiamo detto, no, perfetto, il logo allora era giusto, è venuto a caso, ma era giusto. Quindi questa cosa qui di trattare le pagine in una certa maniera, anche semplicemente quello che succede all'inizio di questo libro qui, no? Che l'immagine, il racconto sgomita fin quando non conquista la pagina intera. Conquista la pagina intera e facendo un'operazione di quel tipo lì, cosa succede? Che non è più un libro che contiene un'immagine, ma il soggetto diventa quella cosa lì, cioè quella pagina lì non è più un contenitore, ma si trasforma in qualcos'altro. Per capirci, questa è un'operazione che dopo aver smontato e rimontato i libri per tante volte, con tutta l'operazione dei libri illeggibili, eccetera, Munari ricostruisce l'idea di libro con questo libro, che non è del 45, no? Che dicevamo, del 56, molto dopo, che si chiama Nella notte buia, dove lui cosa fa? Sostanzialmente utilizza il supporto del libro per raccontare qualcosa. Quindi è talmente immersivo che, insomma, qualcosa succede mentre lo si legge. La notte non è raccontata, non è disegnata, ma è fatta nella maniera più banale, cioè scegliendo di usare la carta nera, esattamente come spegnere la luce, cioè io faccio una carta che è nera, non devo aggiungere delle cose a una carta bianca per fare la notte, tolgo prima e faccio la carta nera. Allora, giro le pagine, succedono delle cose, anche qui non vi racconto tutto perché insomma va comprato, e no, perché sarà troppo lungo. E cosa succede? Quello là in alto, quel puntino giallo che dice una luce lontano, andiamo a vedere, cos'è? È un buco che attraversa una serie di pagine. Questo buco, attraverso una serie di pagine, fa in modo che, girando pagina dopo pagina, torniamo indietro, pagina dopo pagina,
si vada verso questa luce gialla. Ma cos'è questa luce gialla? In realtà il fatto di farlo con delle carte bucate ha una funzione oltre a quella di far vedere attraverso, cioè la carta ha uno spessore e quindi man mano che io giro le pagine il buco diventa sempre più sottile e quindi io fisicamente sto andando più vicino a quella luce gialla, tanto più che a un certo punto cambia la carta diventa completamente diversa, è una carta lucida e semitrasparente, diventa un ambiente completamente diverso e io mi immergo in una maniera differente, cioè io entro, quello che vedo davanti a me lo vedo immediatamente davanti, poi dopo pian piano, strato dopo strato, intravedo quello che succede dopo. Cosa succede? Quando io giro le pagine, quello che prima vedevo più fosco lo vedo più chiaro, quindi io sto andando come se mi muovessi nella nebbia in una direzione. Però succede un'altra cosa, che oltre ad andare avanti e a vedere in maniera più nitida quello che è lontano e avvicinarmi, dietro, in qualche maniera, su questa parte qui del libro, lascio quello che io ho appena attraversato. Quindi la prima pagina che ho girato, dopo averne girate 2 o 3, diventa più fosca, quindi si allontana. Cosa succede? Che metaforicamente sono qua in mezzo, è come se fossi all'interno del libro, vengo trascinato all'interno del libro. E questa è una tecnica che Munari utilizza per portare all'interno del libro utilizzando uno stratagemma a questo punto non grafico ma costruttivo che è molto semplice. Questa pagina qui non è più una doppia pagina da trattare graficamente, ma è un singolo foglio che ha un fronte e un retro. Quindi è come se avessi una serie di quinte, che in questo caso sono imperniate in un centro, ma è come se avessi una serie di quinte attraverso le quali mi muovo. Quindi io proprio entro in un tunnel, entro in un percorso. Per farmi comunque capire questa cosa qui, Munari o buca tutte le pagine o le rende trasparenti in maniera che io ogni pagina abbia sempre la percezione in ogni momento che c'è un lato e l'altro, perché li vedo proprio. E quindi ci porta dentro in questa maniera qui. Lui lo sapeva, non è che gli è venuto a caso, lo sapeva, tant'è che ha fatto spesso delle installazioni dove ha fatto esattamente questo, ha esploso le pagine di questo libro qui, questo come La nebbia di Milano o altri libri che ha fatto funzionano con questa tecnica qui. Lui si è fatto fotografare nella nebbia, che dal punto di vista fotografico è affascinante, ma vedere la grotta fatta, che in fondo c'è questa grotta qua, fatta con tutti i buchi, questa grotta qui fatta in 3 dimensioni, con dei fogli di cartone che altro non sono che le pagine ingrandite e invece di essere rilegate su un lato sono messe una dopo l'altra, si capisce immediatamente qual è il senso della ricerca che lui ha fatto. Altro libro, tornando indietro nel tempo, è questo Prestigiatore giallo. Prestigiatore giallo fa parte di una serie di libri che Munari ha disegnato nel 1945. Dicevamo prima che per essere il 1945 dal punto di vista editoriale sono successe molte cose interessanti, una delle quali era appunto questa serie che era veramente avanti al suo tempo. Questo è, dal mio punto di vista, un libro perfettamente interattivo, cioè è un libro con cui si gioca e con cui si interagisce in una maniera completamente libera. Allora, ve lo leggo. Signore e signori, guardate bene queste 4 palline, una blu, una rossa, una nera e una verde. Io volterò la mano e le palline spariranno. Attenzione, 1, 2 e 3. Oh, questa cosa qui funziona, cioè, nel senso, non è che è vero, cioè è vero, spariscono.
Questo gesto qui è un'animazione, no? Né più né meno. Aspetta, che piccolo. Le palline sono sparite e c'è invece un mazzo di carte, guardiamole. Questo è l'asso di cuori. Guardiamo cosa c'è sotto. E non è che giro pagina, cioè guardo dietro l'asso di cuori cosa c'è. Quindi prendo l'asso di cuori e faccio così. Questo è il 2 di cuori. Per Bacco manca il 3 di cuori. Dove sarà? Cerchiamolo. Forse sarà sotto il cappello a cilindro di quel signore con gli occhiali? Scusa signore, vuoi toglierti il cappello? E io qui non è che vado a toccare e si apre il cappello, io faccio un gesto che è quello di aprire, prendo fisicamente un oggetto e lo muovo, quindi lo sposto fisicamente e apro il cappello. Grazie, ma come mai? Qui c'è un coniglio. E dove sarà il 3 di cuori? Scusate un momento, prego. Mi arriva in questo istante un espresso dal mio amico Alfonso. Cosa sarà? Apro la busta e dentro c'è il 3 di cuori, fantastico. Caro prestigiatore Gianno, ti mando il 3 di cuori che ho trovato in una mia scarpa. Se vuoi ritrovare le 4 palline colorate, guarda in tasca quel signore a piedi nudi. Dietro il 3 di cuori c'è un postscriptum, in quanto al coniglio lo tengo io per certi esperimenti. Tu, Alfonso. Sempre un po' crudele, Munari. Chiamato in palcoscenico, il signore con i piedi nudi finge di essere un altro e osserva il volo di una farfalla che l'uopo si era portato in teatro. Ma guardiamogli in tasca. E qui, cioè, nel senso, non è mica un'applicazione questa, li guardi in tasca, non c'è mica bisogno di fare JavaScript o non so cosa si usa, però giri. E dietro ogni pagina c'è una delle palline. Allora, questo cosa vuol dire? Che semplicemente io a questo punto qui faccio l'operazione inversa a quella di Susy Lee. Non è che prendo il lasso di cuori e lo faccio diventare grosso come la pagina, faccio esattamente il contrario, diminuisco la pagina che diventa grossa come l'asso di cuori, però la pagina è l'oggetto in questione, cioè in quel momento non sto girando una pagina, sto aprendo l'asso di cuori, sto girando l'asso di cuori per vedere cosa c'è dietro. Questa cosa diventa molto immersiva e molto divertente per i bambini. Questi sono libri che i bambini usano e riutilizzano spesso. Sono dei libri che vengono costruiti come praticamente tutto nello spirito di Munari quando fa delle cose per i bambini, esattamente quando lui ha fatto i giocattoli di Danese, lui ha detto io devo fare dei giocattoli che non hanno delle regole, in maniera che io lo do al bambino e il bambino ci può giocare come vuole. Non perché deve essere completamente libero, perché non ci deve essere un momento in cui io gli devo dire stai sbagliando, lo stai facendo in una maniera sbagliata. Però ogni utilizzo di quegli strumenti lì deve essere in qualche maniera costruttivo. Uno degli altri libri del 45, che secondo me è quello più esemplificativo, lo faccio vedere dopo, ho fatto un piccolo video, se parte. Questo, c'ho la porta all'inizio del libro, apro la porta, poi apro la cassa, poi apro la valigia e poi apro tutto quello che c'è dentro. Io in questo libro qui ho lavorato su una serie di concetti che sono il grande, il piccolo, il dentro, il fuori, tutta una serie di cose che i bambini in qualche maniera provano facendolo. Però anche qui cosa succede? Fermo, non ti muovere, perfetto. Cosa succede? In questo caso qui è esattamente quello che faceva Susy Lee. In realtà Susy Lee ha fatto quello che faceva Munari, non è il contrario. Non è una porta disegnata sulla pagina, questa è la copertina del libro che diventa la porta stessa.
il buco al centro è un buco vero, cioè non è che quello spioncino lì è disegnato, è proprio un buco, perché uno ci deve guardare dentro e deve vedere cosa c'è dall'altra parte. Il libro non si chiama Scopriamo gli animali insieme, si chiama Toc Toc, che è quello che un bambino fa quando prende questo libro qui, lo prende, bussa sulla copertina e poi apre e inizia a vedere quello che c'è dentro. Questo porta a un tipo di libro, che non è né giusto né sbagliato, cioè è fatto in un'altra maniera, che però ha una caratteristica particolare. Voi avete visto i libri che vi ho fatto vedere adesso, ma tutti i libri di Munari in generale, quasi tutti i libri di Munari, non hanno mai un bambino come protagonista, anzi, raramente hanno un protagonista, perché sono costruiti in maniera che, in questo caso qui, toc toc, chi è? Apri la porta, il protagonista sei tu, cioè sei tu che stai compiendo delle azioni per entrare all'interno dei libri. E questo vuol dire che questi sono libri di carta, ma sono perfettamente interattivi. E quindi non abbiamo bisogno dell'iPad, abbiamo risolto il problema di prima. Io oggi presento, forse porto a conclusione due degli interventi precedenti, l'accenno che ha fatto Guido Scarabottolo alla nascita della collana Pippo e la narrazione di Francesca Zovoli che ci ha portato all'interno dell'esecuzione di uno dei volumi Dame Cavalieri. Sono stata molto contenta di essere stata coinvolta in questa operazione, non sono un'autrice di libri per bambini, quindi è stata un po' un'avventura, un divertimento che continua a esserci e anzi oggi mi sono molto divertita ad ascoltare Francesca perché ho scoperto delle cose oggi di Dame Cavalieri, di un libro che abbiamo concluso ormai 2 o 3 anni fa e su cui abbiamo anche fatto delle esperienze comuni. E mi sono resa conto che in effetti, soprattutto nel caso dei primi 2 libri, che erano quindi libri che venivano dalla casa editrice, dalle persone che vi lavorano già con una meditazione, con una progettualità finita, io sono intervenuta come in un secondo momento e senza interagire in maniera particolare o diretta con gli autori. Diverso sarà, ecco, oggi vi presento, ecco, non ho, mi apri tu? Infatti Scusa, stavo giusto? guardando, sì, stavo Sono partita guardando, così. aspetta, eccolo qua. A proposito di chi parla a braccio. Cioè. Ok. Ecco. Poi dunque era, aspetta, CTRL L. Ok. Sì, quindi le immagini che proietterò sono una selezione di tavole dei 4 libri usciti. E volevo, a proposito del tema fare libri, provare a avere una prospettiva dall'interno, dato che di solito ho delle prospettive di tipo storiche e, come dire, scientifiche, in questo caso mi sono assolutamente immersa e anzi è stata una forma così, anche per rivedere il lavoro dall'esterno. Diciamo che la particolarità di questa, naturalmente sulla didattica dell'arte o dell'avvicinamento ai bambini all'arte c'è stata e c'è tantissima produzione. Io volevo solo nominare e ricordare la collana Vallardi di Pinincarpi, perché è una collana importante, storica e soprattutto Pinincarpi, che ha già ricordato Giulia Mirandola, è stata una persona che si è posta rispetto alla cultura e all'avvicinare i bambini non solo all'arte, ma in generale alla cultura enciclopedica in maniera molto vasta. Io sono da sempre affezionata a questa collana. Ho avuto la possibilità anche di guardare l'archivio di Pinincarpi e di scoprire il retroscena di questa collana, ma non è qua il momento per parlarne. So solo appunto anche della difficoltà. A un certo punto era una collana molto
personale, dove Pinin metteva molto della sua lettura, una lettura che gli veniva dal far parte di una famiglia di artisti. Il padre Aldo Carpi era un grande pittore, è stato per anni direttore e insegnante all'Accademia di Brera. Erano 6 fratelli, molti di questi fratelli saranno protagonisti delle arti nel Novecento, quindi era un'esperienza che lui riportava ai bambini attraverso un vissuto molto complesso. Quando poi questa collana avrà una sua diversificazione con interventi tra l'altro altissimi di Giovanni Gandini, di Gina Lagorio, tutte persone vicine in qualche modo all'ambiente di Garzanti o un ambiente dove si muoveva Pinin Carpi, per lui c'è un allontanamento dal progetto iniziale. Diciamo, porto questa collana ad esempio perché per differenziare, diciamo, l'apporto di Pippo, soprattutto nell'essere una collana d'arte dove non ci sono assolutamente riproduzioni fotografiche di quadri. Una scelta che è dovuta appunto dall'identità di nascita di questa collana, che è nata quindi come un'azione, e continua a mantenere questa presenza attiva del bambino, dell'autore, dall'altra per una presenza ormai delle riproduzioni anche appunto su Google, una facilità di recapito delle immagini molto più semplice del passato. Questa identità della collana che tiene insieme storia dell'arte e storia dell'illustrazione è qualcosa che mi appartiene molto, e quindi nel senso che ho una formazione storico-artistica, ma mi sono sempre occupata di illustrazione e grafica, quindi in realtà la storia dell'arte non la so, e quindi quando devo scrivere questi libri studio tantissimo, no, non studio per niente, imparo tantissimo, e imparo dal fatto che questi libri sono fatti dagli artisti, cioè dagli illustratori o dagli artisti che scelgono loro il tema, scelgono loro la selezione delle opere, e questo dà ai volumi una varietà che se fossi io a scegliere le opere assolutamente non ci sarebbe, perché pur essendo una persona poco disciplinata, appunto non legata alle nozioni, naturalmente, faccio un esempio, di fronte alla scelta di un soggetto come la natura morta, io avrei inserito Cézanne come uno dei punti cardine, e quando mi si è presentato il libro e non c'era neanche un Cézanne, io ho avuto una settimana che continuavo a guardare questo libro e dicevo mamma mia, non c'è Cézanne, e invece oggi mi sono data delle spiegazioni, anzi da questi dati di partenza, cioè dal destrutturare il fatto che questi libri siano dei libri, io li considero dei libri d'artista per bambini, o comunque dei libri d'artista più che per bambini, cioè i bambini lo si può usare per bambini, lo si può usare, anzi io sto applicando con molto piacere questi libri anche per la didattica. In questo momento sono partita dalle scuole elementari, vorrei nei prossimi anni provare questi libri in tutte le scuole, dalle materne, elementari, medie e superiori, scuole d'arte, fino ad arrivare a scuole di design. Questo è un po' un obiettivo che ho, e mi piacerebbe che alcuni degli artisti che hanno realizzato questi volumi poter seguire questa appunto sperimentazione insieme a loro, perché in realtà non sono libri, anzi io sono quasi, come dire, un accessorio di questi libri. Quindi diciamo che, dato che mi trovo a dover scrivere dei testi che devono tenere insieme la storia dell'arte universale, perché naturalmente quando fanno le scelte si divertono a scegliere l'animale, ma poi mi mettono Leonardo, dopo Picasso, poi mi mettono Sironi, poi passano a Giotto, e tu dici vabbè, non dirò niente di storia dell'arte perché potrei solo confondere le idee, perché ci sono tutti i secoli all'interno. Spesso quindi devo tenere presente la storia dell'arte, devo tenere presente, ed è il punto di partenza che mi guida nella stesura dei testi, l'interpretazione dell'autore di questi libri, che è un autore che ha fatto delle scelte e ha fatto poi delle interpretazioni visuali.
Quando dico che imparo dai testi, naturalmente sono come degli haiku giapponesi, la teoria di togliere in questi casi spesso, come dire, l'avvicinamento è lento, perché spesso è un avvicinamento così, guardando le illustrazioni per tempo, spesso vedendo anche l'interazione solo dei disegni che le bambine magari per tempo fanno sulle fotocopie. E la storia è a volte l'unica azione di intervento sulla struttura dell'autore è quella di dare un ordine diverso rispetto a quello originario o come mi è stato, diciamo, presentato. E questo è avvenuto, ad esempio, per la presenza degli animali, cioè non mi ero mai posta troppo il problema della presenza degli animali dei quadri, per cui la scelta di Guido mi ha molto come dire, avvicinato a certi quadri. Ho scelto per selezionarvi questa Annunciazione di Lotto perché è assolutamente, quando non avevo mai notato la presenza, Lotto che aveva questa presenza così pittorica in cui per la prima volta in maniera molto moderna l'avvento dello Spirito Santo in questa azione violenta dall'esterno viene resa palese più che dall'angelo, che pure è abbastanza corpulento, dal padre che arriva con la sua nuvoletta, in realtà dalla reazione che ha il gatto, che come tutti noi sappiamo ha una sensibilità. Quindi queste cose poi cerco di dirle in testi molto sintetici, che a volte non hanno più niente a che fare col quadro, con la storia dell'arte, ma sono la sintesi di quello che ho imparato riguardando il quadro attraverso l'occhio dell'illustratore. Naturalmente poi Guido si diverte di fianco a fare tutti i gatti in tutte le forme, davanti e dietro, in tutti gli stili, mette il cartone animato, mette il gatto nelle varie posizioni e dice tantissimo. Quindi nel finale di questo libro, e questo ritorno alla scelta a volte di cambiare l'ordine delle tavole, è perché a un certo punto cerco di raccontare una storia, che è una storia autonoma, e ad esempio in questo caso ho cercato di raccontare, mi sono chiesta qual era perché appunto gli animali che presenza hanno nei quadri, e appunto sono arrivata appunto a questa definizione naturalmente, e spesso nei quadri sono o amici degli uomini, quindi questa storia degli animali chiude nel libro con questa storia di amicizia di San Francesco e un esempio di contrasto, o comunque l'animale come una forma di pericolo. Dame e Cavalieri naturalmente mi si è presentato in modo completamente diverso, e devo dire che i quadri quasi non c'erano. Queste silhouette, dato che come dire, mi faccio influenzare, o comunque cerco di partire dal dato di realtà, perché è anche lo stesso atteggiamento che uso davanti ai quadri ancora oggi, forse perché in effetti non so molto di storia dell'arte, e anche portando i bambini al museo cerco sempre di andare con pochissime nozioni. Infatti le insegnanti sono sempre molto, come dire, critiche. Lo scorso anno mi hanno fatto molti appunti rispetto alla mancanza di nozioni, mentre tendo appunto a andare al museo come a teatro, cioè ci sediamo, guardiamo delle cose e spesso ci inventiamo delle storie che molto probabilmente sono finte. E quindi quando mi sono trovata di fronte alle tavole di Francesca, naturalmente c'erano queste sagome vuote. Infatti la mia bambina più piccola, che è una che ama molti pennelli, disegnare, dice che è il suo libro preferito, e però interviene sempre su quelle sagome, prima disegnando e mette gli occhi, non ci sono gli occhi, poi anche in quelle dove Francesca ha fatto tutti gli esempi aggiunge, li trucca, e quindi questa idea del vuoto la stimola tantissimo, la stimola a fare delle azioni che non sono le azioni previste dal libro, cioè tagliare, ma già all'interno di quella sagoma la usa per disegnare, pur sapendo che poi le azioni forse previste sono quelle di intervenire con le carte. Il testo, quindi in questo caso, infatti è un testo che
forse in certe tavole ha addirittura dei livelli di astrazione massimi, è nella scene, ecco, naturalmente il concetto di fondo è la rappresentazione, il ritratto e la rappresentazione del femminile e del maschile. In questo livelli di astrazione sono giunti soprattutto dove non c'era una figura ritratta e quindi dove potevo giocare nell'attribuzione dei vestiti, in questo grande senso della decorazione, delle stoffe, dei tessuti, che emerge dal lavoro d'artista che Francesca fa e rende, come dire, fruibile dal bambino. Sono in queste scene tratte da dipinti, affreschi molto più ampi, dove io ho immaginato una scena di mercato in un tempo, in uno spazio, un tempo astratti, dove appunto la scena di mercato è sempre una scena di rappresentazione sociale del travestimento. E qua abbiamo usato, grazie agli editori che sono assolutamente, danno massima libertà in queste interpretazioni non didattiche dei volumi. Con Viva la natura morta, appunto l'esperienza è stata anche in questo caso un'esperienza non di grande relazione con l'artista, nel senso che ho lavorato sulle tavole finite, tra l'altro nell'impossibilità di parlare con l'artista in quel momento, e devo dire che era il libro che più mi spaventava per il tema. Dicevo, la natura morta, forse un tema che ai bambini non è esattamente così diretta. Io stessa non abbiamo una cultura, nella nostra cultura visuale, anche storica, non siamo l'Olanda, insomma, che delle nature morte ha un'esperienza storica e culturale molto più solida della nostra. Mi sono anche in questo caso fatta accompagnare da questo divertimento di Francesca Bazzurro, che ha giocato proprio sull'animare queste composizioni di oggetti giocando sulle variazioni delle forme, cioè in realtà se una tavola apparecchiata, quante forme possibili di bicchieri, e poi delle associazioni ad esempio tra il fondo, cioè il tavolo, il piano d'appoggio e gli oggetti della natura morta, con queste categorie di tavole. A un certo punto sono entrata nel meccanismo e anche in questo caso ho capito la complessità della natura morta, soprattutto, e qua torna il nostro grande caro tema del tempo, la complessità temporale della natura morta, cioè l'elemento che ho voluto, come dire, che sottende al racconto di questo libro è la componente del tempo, e come questa venga appunto nella storia dell'arte attraverso la composizione di una composizione statica di oggetti, e in questo il massimo maestro è stato Morandi. Quest'anno proprio su Natura Morta faremo un'esperienza in classe in quarta elementare che partirà la prossima settimana, di cui sono terrorizzata, perché ecco, l'altra cosa, questi libri non sono pensati su una collezione, o almeno non finora, di un museo. Però la cosa interessante è che proprio perché sono ad ampio spettro e soprattutto la modalità con cui anche i testi sono realizzati, che non sono realizzati su quel quadro, ma tendono a raccontare qualcosa del tema, possono essere applicati alle collezioni di qualsiasi museo, di qualsiasi città italiana e nel mondo. Quindi sono andata a Milano e ho detto: dove li porto per vedere le nature morte? Sono riandata a Brera, sono riandata al Castello Sforzesco, e ci sono infatti in tutti delle cose, ognuno mi costruiva un percorso. Poi ho deciso in realtà di andare al Museo del Novecento, dove faremo un percorso che dalle esperienze cubiste e futuriste, cioè quindi proprio il collage, gli oggetti, le scatole di fiammiferi nei quadri, le etichette, dal collage si arriverà alla stanza di Morandi, dove credo vorrei far stare 20 minuti nella stanza di Morandi, credo che le maestre a un certo punto mi strozzeranno. Volevano obbligare alle audioguide, gli ho detto no, guardi, noi staremo in silenzio. E quindi ho dovuto litigare per settimane con quelli delle audioguide, veramente. Però adesso devo anche tenerli in silenzio 20 minuti nella stanza di Morandi, cosa che ci dovremmo aggiornare fra 2 settimane, ho il terrore. E invece l'esperienza che faremo in classe è un'esperienza
I bambini saranno divisi in tavole, ognuno porta un oggetto per fare una natura morta portatile, e quindi 4 bambini per tavolo, si disegnerà la propria natura morta, e nel secondo incontro invece noi dai disegni in grande formato faremo le fotocopie di tutti i disegni del tavolo, comporremo un libro con la copertina bianca, e nel secondo incontro ognuno potrà finire il proprio libro con degli interventi sia in stile, cioè collage e tutto quello che abbiamo, o anche altre tecniche, l'inserimento della scrittura, della narrazione, per cui nel museo giocheremo a dare le parole ai quadri, e ognuno comporrà la propria copertina, e più che altro dovrà inventare un titolo, perché Natura morta è un titolo che appunto blocca tantissimo, e io solo con questo gioco di Francesca Bazzuro sono riuscita a superare, come dire, tutte le barriere che questo titolo aveva per me per molto tempo costituito. Arrivo all'ultimo volume uscito, quello su Giotto, intitolato Quaderno di disegno, e forse adesso capiremo come mai. È anche il primo libro in cui ho avuto un'interazione maggiore con l'artista, perché Chiara Carrera, grandissima disegnatrice, aveva scelto lei il tema, e naturalmente arrivava a Giotto con una sua stratificazione di pensiero e di tecnica molto consolidata, ma poi diceva no, ma come faccio da qui a fare un libro per bambini? Cioè c'era proprio il problema di renderlo che azioni penso. In questo caso, da una prima stesura di suoi disegni, io ho proposto una struttura di libro, cioè componendo i disegni ho proposto una struttura di libro, e devo dire che anch'io mi ponevo per la prima volta l'idea di fare un libro comunque monografico, quindi qualcosa di Giotto avrei dovuto dirlo, qualcosa di Giotto di cui si sanno poche notizie. Si rischia di fare una storia religiosa, perché i soggetti comunque erano soggetti di questo genere. E proprio mi sono riletta in quel caso il libro di Gina Lagorio, che si intitola Storia di Gesù. Era un libro complessissimo dove l'opera di Giotto era stata sapientemente raccontata da Gina Lagorio, però come una storia religiosa, ripercorrendo il ciclo di Padova. Quindi la struttura del libro invece parte dal raccontare Giotto dicendo quello che lui ha fatto per la storia dell'arte, qual è stata l'azione di Giotto, e quello che anche ha portato Chiara a scegliere questo artista. Cioè è l'artista che si è posto, è il primo artista moderno dell'arte, come dire, dell'arte occidentale, o comunque della cultura italiana, dal modello icona medievale arrivato alla definizione di un disegno. Lo si vede ad esempio nel rendere la realtà della trasparenza dell'acqua, e quindi in tutta la prima parte racconto di questo processo di Giotto nell'arrivare al definire la realtà e quali sono i segni di questa realtà. E Chiara ha fatto queste bellissime tavole di orientamento rispetto ai tratteggi. Per questo è un quaderno di disegno, cioè si inizia a dire qual è il segno per fare le ali, il pelo, l'acqua, il manto. Si arriva poi a definire alcuni degli elementi stilistici attuati da Giotto, come la scena, questo è molto vicino ai vostri libri, Pietro, cioè queste scene teatrali dove svolgeva e dava corpo alle scene, e chi conosce il lavoro di Chiara Carrera sa l'amore che Chiara ha per le casine, per cui è impazzita sulla definizione di questi interni che poi appunto nel libro trovano delle loro anche applicazioni ludiche e appunto di interazione. L'ultimo punto è quello, ed è la fine di questo racconto, è come raccontare per immagini. Il pittore non aggiunge delle parole, ma soprattutto nei cicli degli affreschi dell'antichità, era attraverso i gesti e le espressioni che si raccontavano le storie. Quindi la struttura del libro finisce sull'attribuzione dei varie espressività, con quest'ultima tavola di volti da concludere secondo le modalità di Giotto, o naturalmente i bambini inventano delle espressioni bellissime. Grazie. Grazie Marta. Giovanna Zoboli. Prego.
Allora, ecco, io mentre un po' pensavo a quello che dovevo dire e un po' ascoltando anche quello che hanno detto le persone che hanno parlato prima di me, appunto stavo riflettendo un po' su questi temi il tema è il libro come strumento di apprendimento. E avevo davanti questa figurina, e a un certo punto ho iniziato a guardarla in modo un po' più concentrato. E guardandola mi sono resa conto che praticamente quello che volevo dire era perfettamente simbolizzato e disegnato in questo personaggio. Perché? Perché si ricollega a quello che diceva Pietro Corraini, il libro come un'esperienza immersiva. Infatti questo essere che qui compare è immerso. Allora c'è questo coso che noi immaginiamo sta per un bambino, evidentemente, forse è un bambino, ha 2 denti, quindi ha una dentatura ancora immatura, può darsi che sia piccolo per l'appunto. Una parte del corpo è verde, la vediamo, l'altra parte è dentro il libro. Adesso qui ci si potrebbe chiedere se questo personaggio, cioè questa parte rossa, cambia colore il personaggio, e allora ci si chiede, chissà se ha cambiato anche forma oltre che colore, chissà se l'esperienza che fa all'interno di questo oggetto è un'esperienza che gli cambia non solo il colore ma anche la fisionomia. E quello che vediamo in modo molto evidente è l'occhio. E infatti questo porta in primo piano un fatto molto importante, la lettura di un libro. È una cosa, è un'esperienza visiva. La lettura delle parole come quella delle immagini. Quando ho iniziato a riflettere su quello che avrei detto riguardo al libro come strumento di apprendimento, mi è venuto in mente che il libro in fondo è come un cannocchiale, un microscopio, uno strumento di visione. Uno strumento di visione è anche uno strumento di esperienza. Infatti questo personaggio fa un'altra cosa oltre che guardare, molto importante, sta camminando, perché l'esperienza della lettura, che noi interpretiamo spesso come statica, perché effettivamente spesso quando noi leggiamo siamo seduti, in realtà è un'esperienza dinamica, fortemente dinamica, e lo è soprattutto per i bambini, anche perché i bambini quando leggono non stanno fermi. E questo personaggio appoggia tutto il peso su una gambina e l'altra è lanciata in avanti. Mi sembra che tutto questo sia fortemente legato al tema di oggi. E poi un altro dettaglio è questa cosa che sta sulla testa, che potremmo interpretarlo come un cappellino di carta, quindi della stessa materia del libro, forse chissà una pagina, però anche una barchetta. Quindi da una parte qualcosa che copre la testa e la protegge, dall'altra qualcosa che invece porta fuori. È un'esperienza, verso un'esperienza che non c'è niente come la navigazione, siamo a Venezia, insomma, sappiamo che cosa vuol dire navigare, fin dove si può arrivare. E infatti c'è questo segnale in questa immagine forte, oltre a tutti gli altri. Allora,
Secondo me, io lo dico come editore, nell'esperienza, sono 10 anni che faccio questo mestiere, ogni editore fa i libri, come dire, quando fa i libri pensa a un bambino, non so, ha un'idea di bambino, non un bambino ideale, ha un'idea di bambino, cioè anche spontaneamente, anche quando non ci pensiamo, in realtà noi abbiamo sempre in mente che bambino è, forse quello che siamo stati, quello che vorremmo essere stati, quello che deriva dalle nostre letture, dal sapere che abbiamo accumulato riguardo all'infanzia, alle nostre osservazioni di bambini in carne e ossa, quotidiane, al supermercato, al cinema, per la strada. E allora, ecco, è a questo bambino che dedichiamo i nostri libri, noi editori. A me fa molta impressione una cosa, in particolare dell'infanzia, che dicono i cognitivisti, che cioè l'età dove l'uomo è più intelligente, ha le maggiori potenzialità intellettuali e creative, è l'infanzia. E questo è straordinario, perché se pensiamo a come come dire, è sottovalutata, quanto sono sottovalutate le potenzialità, le capacità dell'infanzia, in realtà chiunque sta con i bambini e lavora con loro lo sa benissimo questa cosa, sa quanto sono intelligenti, che capacità straordinarie che hanno di comprensione, di relazione, di costruire nessi tra le cose, di raccontare, per esempio, anche. Mi viene in mente il libro che citava Giulia di Franco Lorenzoni, che parla proprio di questa straordinarietà, infatti si intitola I bambini pensano grande, veramente grande. Ecco, allora quello che mi viene in mente è che bisogna fare dei libri all'altezza di questo. Perché? Perché i libri che in quest'età arrivano in mano ai bambini sono dei libri di un'importanza enorme. C'è una studiosa americana che si chiama Elizabeth Handler Spitz, che ha scritto un libro che ha pubblicato anni fa, Mondadori, non so se si chiama Libri con le figure, non so se è ancora in commercio, fuori catalogo, comunque un libro molto interessante che sicuramente si trova, almeno in biblioteca. Ed è interessante perché lei a un certo punto dice che quando inizia a studiare i libri con le figure, parlando con le persone più diverse, si è accorta che le persone avevano una relazione con i libri della propria infanzia fortissima. Tutti noi abbiamo dei libri che ci sono rimasti stampati in testa con una forza incredibile. E che a distanza di decenni, non so se è mai capitato di ritrovare un libro di cui avete fatto esperienza da piccoli, di non vederlo per molto tempo e poi di ritrovarvelo in mano e di capire, di conoscerlo perfettamente in ogni dettaglio. Le parole, il posto delle parole, dove stanno, dove è una frase, il colore, la sfumatura, le forme dei personaggi. Io ho in mente dei libri che sono così. Tra l'altro nella casa dove sono cresciuta c'era una bella biblioteca, a proposito di mediazione culturale, no? Qual è la mediazione? Per tornare sull'argomento, gli adulti comunque sono mediatori, noi che non vogliamo o no, noi siamo mediatori culturali. Allora è meglio essere consapevoli, perché comunque quello che facciamo, gli ambienti che creiamo intorno a noi, sono degli ambienti che comunicano dei valori e delle informazioni ai bambini e quindi e anche le nostre relazioni con i libri influenzano la relazione che i bambini avranno con i libri. Quindi è meglio essere consapevoli di queste cose, no? Ecco, vivevo in una casa, ho avuto la grande fortuna di vivere in una casa, per esempio, dove c'erano tanti libri d'arte.
ed erano a nostra disposizione. Nessuno ci diceva che noi dovevamo per forza, avevamo anche tanti libri belli per bambini, per noi specificamente, però potevamo accedere liberamente alla biblioteca dei genitori e in particolar modo, siccome eravamo piccoli, ci interessavano i libri d'arte. Ora io ho un libro che è un libro, un catalogo della National Gallery di Londra che pesa 1 quintale e che io conosco a memoria. Cioè io ho quelle immagini, io non leggevo, a parte che era in inglese, ma leggevo le immagini di quel libro e quel libro andava dalle pitture rupestri fino a Picasso. È un libro, non so se di 300 pagine. Ecco, avere la possibilità di fare un'esperienza, a proposito di Pippo, a proposito di arte, avere la possibilità di fare un'esperienza del genere quando si è piccoli è straordinario. Eppure quel libro non era un libro concepito per i bambini. Si intitolava L'evoluzione dell'arte, era un libro come dire, per gli adulti, era un percorso attraverso la storia dell'arte, però funzionava benissimo anche per noi. Ecco, allora, secondo me quello che mi viene da dire quando, come esperienza di editore, se devo pensare a che cosa mi guida, a che cosa ci guida, perché ci siamo io e Paolo Canton in casa editrice, quello che ci guida è appunto è l'idea di fare dei libri all'altezza. Infatti ci rimproverano sempre di non fare dei libri per bambini, per l'appunto. Forse abbiamo in mente degli iperbambini, non lo so. Comunque diciamo che a noi interessa questo. Cosa vuol dire? Nella pratica. Nella pratica, per esempio, diventa fondamentale. Dunque, fammi vedere un po' qua. No. Nella pratica diventa fondamentale una scelta attentissima, una scelta estremamente attenta degli autori, che siano autori di testi e autori di immagini. Il nostro catalogo credo che sia veramente un campionario degli stili e dei modi di rappresentazione dei più diversi possibili. Io adesso qui ho una carrellata di immagini che mettono in luce questo. Mi interessava molto quello che diceva Pietro prima riguardo al lavoro di Munari e al lavoro che fanno specificamente, no? Cioè questi libri che portano in primo piano la quarta parete. In realtà tutti i libri portano in primo piano la quarta parete. Il loro lavoro è quello di mettere in evidenza i meccanismi, le dinamiche con cui i libri sono costruiti. E questo è molto interessante. Sono dei metalibri, delle metanarrazioni, libri che parlano di come i libri funzionano, narrazioni che parlano di come funzionano le narrazioni. E questo è molto affascinante effettivamente non solo per gli adulti ma anche per i bambini. Ma i meccanismi narrativi profondi che ci coinvolgono e ci tirano dentro le storie sono delle storie e sono anche dei libri, perché il libro nasce come struttura per ordinare i contenuti, ha in sé quella valenza di cui lui parlava prima, ha in sé proprio quel potere, il potere di strutturare delle conoscenze, delle narrazioni. E perché i libri sono così importanti? Perché non c'è niente che sia più importante nella crescita, nella formazione di un essere umano, di imparare a pensare. I libri funzionano come delle macchine per insegnare il pensiero, guardare un'immagine, saperla osservare, essere attenti, lo sviluppo dell'attenzione è fondamentale per il pensiero. La capacità di strutturare il pensiero è questo che è fondamentale. Quando io, ecco, i libri, Giulia diceva
Non parlerò dei libri a tema, no? Giustamente, perché lo libro come strumento di apprendimento non è solo il libro didattico, anzi forse quella è la manifestazione, diciamo, più immediata, ma forse anche più superficiale. In realtà tutti i libri sono strumenti di apprendimento, perché tutti i libri insegnano questo. Lo sfogliare un libro è un atto conoscitivo, perché il libro è uno strumento conoscitivo. Abbiamo citato Munari, continuiamo a citarlo, è stato uno dei più grandi progettisti di libri del Novecento e non solo, e quindi si merita di essere ricordato più volte. Allora c'è questa bellissima frase di Munari che mette in luce quanto il libro sia un sistema complesso, perché deve organizzare contenuti complessi, strutture complesse. E Munari dice: il libro è un oggetto che delimita un blocco di spazio. Per attraversare questo spazio occorre sfogliare le pagine dalla prima all'ultima. Per entrare in questo spazio bisogna aprire la copertina, che è come una porta che permette l'attraversamento del libro. Quindi diciamo che è chiaro che poi, avendo un pensiero di questo tipo, ha lavorato proprio sulla struttura del libro, facendo quelle meravigliose cose che abbiamo visto prima. Ma in realtà anche in un libro del genere, per esempio Sufi, Bestie e Sultani, che è uno dei libri ultimi che abbiamo pubblicato, accade questo. Cioè queste due creature a cavallo di questo grande pesce, come dire, interrogano la curiosità del lettore, si appellano direttamente mobilitano la curiosità. Leggere è un processo dinamico. La tensione narrativa è una tensione che si crea attraverso una relazione tra il testo e le immagini, molto forte, che può rimanere anche implicita, non è detto che sia sempre esplicitata, ma funziona, però deve funzionare. È per quello che poi, come dire, è necessario scegliere chi sa fare i libri, che sia un grafico, che sia un illustratore, che sia uno scrittore. Allora, adesso vi mostro, io poi ho messo insieme un po' di libri, in realtà è difficile scegliere un catalogo di più di 100 titoli dei libri di cui in particolare parlare, perché ognuno ha qualcosa per cui effettivamente varrebbe la pena. Questo è un libro particolare, un libro che raccoglie le storie di un poeta del 1300 e filosofo sufi, il cui nome è... non me lo ricordo mai, scusate, è un nome difficilissimo. Lo cerco. Sì. Forse è l'ultimo. Ecco. Il cui nome è Jahal al-Din Rumi e la illustratrice è Nushin Safaku, iraniana. Questo è un poeta persiano del 1200, del XIII secolo, e il suo poema, questo poema Masnavi, è uno dei poemi più importanti del pensiero orientale. Noi siamo arrivati alla conoscenza di questi testi attraverso l'illustratrice iraniana che abbiamo visto esposta alla mostra delle illustrazioni di Bologna, degli illustratori di Bologna. Paolo Cantone era membro della giuria che selezionava gli illustratori quell'anno e mi ha detto non so quante illustrazioni ci fossero distese sui tavoli a Bologna quando abbiamo fatto la selezione, ma sicuramente qualcosa come più di qualche migliaio, e le prime che ho visto sono state le sue, perché balzavano fuori dal mucchio di tutte le altre, erano così forti. Dopodiché abbiamo contattato questa illustratrice, le abbiamo chiesto di spiegarci a che testi erano ispirati, e dopodiché è nata l'idea di fare il libro. Ecco, questi sono dei racconti
del 1300, sono stati riadattati, adattati cercando di rispettare il più possibile il linguaggio e lo spirito, ovviamente. Pare che ci siamo riusciti perché l'altro giorno l'ambasciata iraniana ci è complimentata l'ambasciatore iraniano a cui abbiamo spedito il libro si è complimentato per la cura con cui abbiamo... Sì. Eravamo un po' preoccupati, ma insomma sembra che l'operazione abbia funzionato, anche perché non è facile maneggiare una cultura così lontana, è questo. Ecco, e penso anche che ecco, questo libro tra l'altro fa parte di una collana nostra che è Fiabe quasi classiche, e questa collana propone perché fiabe quasi classiche, perché queste fiabe sono delle fiabe famose che vengono riproposte in versioni meno note oppure vengono proposte nelle versioni integrali, perché spesso, lo sappiamo, le fiabe sono state manipolate, come dire, annacquate e secondo noi invece la forza della fiaba sta proprio nella sua, come dire, nella sua natura originale. Mi vengono in mente il lavoro che ha fatto Italo Calvino sulle fiabe italiane, che è un lavoro strepitoso. Quindi noi, per esempio, in questo caso lavoriamo moltissimo sulla qualità del testo. Noi abbiamo pubblicato Andersen, abbiamo pubblicato Robert Browning in questa collana, e abbiamo sempre ritradotto, abbiamo pubblicato Esopo, ci siamo sempre preoccupati di rifare le traduzioni, perché la traduzione è fondamentale, perché un testo in un libro illustrato è fondamentale, perché in un libro illustrato la cosa che immediatamente prende il sopravvento è l'illustrazione, ma la qualità dei testi è essenziale, perché se le illustrazioni funzionano e i testi no, non riesce il libro, non riesce pienamente. E quindi per me, forse perché io comunque ho una formazione classica e letteraria, la parola è qualcosa da cui non si può prescindere mai. Ecco, quindi oltre a una ricerca molto attenta del testo, dell'immagine, della mano dell'illustratore, c'è una ricerca molto accurata sulla qualità dei testi. Questo è invece La volpe e il polledrino, è una fiaba di Antonio Gramsci tratta dall'Albero del Riccio, è una tesi di laurea, questo libro, di Viola Nicolai, che è una giovane illustratrice uscita da poco dall'Accademia di Bologna, di Belle Arti di Bologna, il corso di illustrazione. Ecco, vedete già tra questi due libri che distanza, perché veramente la scelta di un illustratore significa scelta di una cultura visiva, scelta di un punto di vista, non è semplicemente una questione estetica, ovvero no, lo è, ma una ricerca estetica, una ricerca di stile, lo stile in un autore è il punto di vista sulle cose. Questo è importantissimo. Quando quindi si sceglie un autore mi viene in mente Roberto Innocenti che diceva lo stile è una questione politica. Roberto Innocenti è un illustratore famosissimo. Lo stile è una scelta politica perché è un punto di vista sulle cose. Se voi avete in mente Pinocchio illustrato da Roberto Innocenti, capite perfettamente cosa voleva dire, cosa vuole dire questa cosa. E la stessa cosa nella Volpe e il polledrino, in questo caso di Viola Nicolai. Ecco, già questo racconto comincia così. Pare che la volpe sappia quando deve nascere un polledrino. Comincia così. È già cominciata prima questa storia. Pare. Non è il c'era una volta, però è un tempo sospeso. E sta all'agguato.
e la cavallina sa che la volpe è in agguato. Il resto, come diceva Pietro Corradini, lo dovrete comprare questo. Però ecco, quando si dice no? Narrazione, una narrazione con pochissime parole, siamo già precipitati, oltre che in una storia, in un dramma, perché ci sono due antagonisti. È molto forte la tensione che si crea subito tra questi animali, con pochissimi strumenti narrativi e un senso perfetto dei tempi e della lingua. Ecco, questo è un altro universo. Case stregate. Antonio Marinoni, l'illustratore che con noi ha già fatto altri 2 libri, e Massimo Scotti. Massimo Scotti è uno studioso di letteratura comparata. Si è occupato negli ultimi anni di una ricerca sulla letteratura di fantasmi. Io conosco molto bene Massimo Scotti e quando ho saputo questa cosa gli ho chiesto se utilizzava i materiali che lui stava mettendo, tra l'altro ha pubblicato Storia degli spettri con Feltrinelli, che è uscito l'anno scorso, che è il frutto di questa sua ricerca. Gli ho chiesto se come dire, poteva immaginare un libro per noi, un libro con immagini, che accompagnasse il lettore attraverso la storia delle case infestate più famose o anche non famose della letteratura. E questo è il libro illustrato da Antonio Marinoni, che è un libro che da un certo punto di vista un libro sugli spettri, ma è anche un libro sulla letteratura ed è un libro sull'architettura, perché è una carrellata di queste case che vengono illustrate, hanno anche sicuramente la particolarità, per come sono state accuratamente disegnate e fedelmente disegnate rispetto ai modelli che Antonio ha assunto per fare il libro, hanno la particolarità di accompagnare attraverso gli stili. Comincia dall'antichità classica, da Plauto, e prosegue. Ecco, qui vi ho messo poche pagine. Lì c'è il libro. Ah no, sì, no, deve essere. No, è in fondo, è l'ultimo. Ecco. Quindi c'è questa componente proprio di narrazione architettonica, che poi infatti è fedelmente, di cui è riportata notizia nei risguardi, perché stando poi alla lezione di Munari, se la copertina è una porta, questa è un'anticamera che comincia a raccontare molto di quello che si troverà all'interno del libro. Il frontespizio, e poi comincia il racconto, con un corridoio, un luogo da percorrere, con diverse stanze, che poi saranno, forse è una simbolizzazione della struttura del libro, ogni doppia pagina è una stanza, un ambiente. E vabbè, possiamo continuare? Il libro. Potremmo continuare, ma io volevo, con questa carrellata di libri, questo è un libro che ha un testo mio, io volevo mostrarvi quanto ogni proposta sia specifica, sia per l'appunto un modo, una modalità narrativa, quanto ogni libro concretamente, dall'inizio alla fine, perché i bambini quando leggono entrano come l'omino verde che vedevamo prima, hanno un'esperienza totale del libro, che è quello che fa sì che poi i libri letti durante l'infanzia siano veramente un imprinting. Per il bambino il libro non è una scatola di contenuti, è un oggetto concreto di cui fa esperienza in toto, completamente. Quindi questi libri sono progettati da noi in questo modo. Per esempio qui a questa copertina segue l'inizio della storia, che è già i risguardi. Quindi c'è un mezzo che attraversa la notte,
si fa giorno, questo mezzo arriva in una piazza, si scopre essere uno di quei camioncini che hanno questo meccanismo per cui diventano negozi, diventano bancarelle nelle feste di paese, perché il protagonista di questo libro è un uomo che vende palloncini. Ecco. Poi adesso io direi che posso anche tacere e farvi vedere questa galleria. No, forse posso leggervi l'inizio di questo racconto, Gli altri. Susanna Mattiangeli è la scrittrice, Cristina Sitia Rubio, una illustratrice spagnola. Se esci per strada, a un certo punto arrivano sempre. Hanno molte teste, molti piedi, molti odori, hanno corpi di tutti i tipi, con molti vestiti, pochi o anche nessuno. Sembra non ce ne siano due davvero identici, ma è difficile vederli tutti insieme perché sono così tanti. Sono gli altri. Ce ne sono con le trecce o con i ricci, senza capelli, con la sciarpa, col bastone, si muovono in gruppo, a coppie o da soli. Ci piacciono molto oppure per niente. Ci fanno paura o ci fanno ridere. Non sappiamo chi sono, non abbiamo mai parlato con loro. Non sono noi, sono gli altri. Prima stavano altrove e poi se te li trovi davanti, spuntano da dietro l'angolo, passano e non salutano. Neanche tu li saluti allora. A volte però, a sorpresa, fai ciao a uno di loro, così a caso. Qualcuno risponde e sorride, qualcuno no. Questo invece è tutto d'un pezzo, il testo di Cristina Bellemo, le immagini di André Daloba, che è un illustratore portoghese. Tutto d'un pezzo è uno molto forte, lui sa sempre cosa fare. Tutto d'un pezzo quando va in viaggio non si dimentica niente a casa. È tutto d'un pezzo, tutto ciò che gli serve ce l'ha sempre con sé. Tutto d'un pezzo non presta una briciola di cuore a nessuno, mai e poi mai. Non può, perché lui è tutto d'un pezzo. Tutto d'un pezzo non fa scappare via i suoi sogni e i suoi pensieri, non si fa sfuggire nemmeno un'idea, per niente al mondo. Questo invece è Sonno gigante, sonno piccino, che è una ninna nanna di Giusy Quarenghi con le illustrazioni di Giulia Sagramola. Sono illustrazioni in digitale, sono immagini su cui immagini di famiglia dall'archivio fotografico della famiglia Sagramola colorate e con interventi di colore e di disegno. Questa sera sul cuscino non trova sonno il mio bambino. Forse si è perso in un posto lontano, forse ha preso l'aeroplano. Forse è andato a fare un giro, forse ha incontrato un ghiero. Ecco, se voi vi siete lasciati prendere da queste narrazioni, come io penso che accada, con dei testi che funzionano, avete fatto l'esperienza di entrare in un immaginario e poi crudelmente io tronco la narrazione a metà, però questo se accade, se voi sentite quel piccolo fastidio di non poter continuare, è perché funziona, perché questo funziona. Ecco, quindi diciamo che per concludere, quello che per noi è importante è creare esperienze di questo tipo, esperienze conoscitive, esperienze di conoscenza, come dicevo prima, ed esperienze di visione. Questa è la cosa che per noi è importante. Sono un po' in difficoltà, cioè questa volta non vorrei fare domande, però voglio soltanto invitare anche, prima si è parlato di mediatore, si è parlato anche di modo di corpo a corpo, io li sostenevo, però in realtà queste due soprattutto, ho trovato tutte quante i tre interventi molto interessanti, ma ho trovato soprattutto prima quello di Pietro, no? Che pensavo fosse in qualche modo unico, cioè il suo modo, come lui ha preso il libro, l'ha guardato, l'ha spiegato, l'ha raccontato, quasi fosse uno strumento di scena. Mi è piaciuto tanto.
e poi salto Marta, e poi la Giovanna ha quasi dialogato con Pietro, con un altro tipo di dialogo, no? Mi sembra che sia stato come la cosa, al di là dei contenuti che sono molto interessanti, ci sono alcune cose che, per esempio, io penso che per l'incontro del libro, questa è anche una questione forse molto personale, l'incontro del libro con il libro può avvenire in qualsiasi momento, qualsiasi tipo. Io mi ricordo, per esempio, a casa mia io ho avuto un libro soltanto, Pelle d'asino, eppure devo dirti, me lo ricordo a memoria, mi piaceva tantissimo, adesso amo i libri, vivo in mezzo ai libri, fa parte della mia vita, cioè su questo dissento un pochino, ma però questo fatto che il libro si usa che viene usato come strumento di scena, come opportunità, mi fa ripensare anche all'idea di mediatore, all'idea di progettista, all'idea di scrittore, all'idea di voler raccontarlo. Questo invito al pubblico anche a fare una piccola riflessione, magari ci sono domande anche su questo tema. Comunque ringrazio tantissimo sia Pietro che Giovanna e che Marta. Comunque se tu avevi Pelle d'asino avevi praticamente sì, cioè ma ti deludo, io non credo di averlo letto. credo di aver guardato molte volte la copertina. Comunque evidentemente è servito. Cioè. Ma mi piaceva, devo dirti, questa di Pelle d'asino. Mi ricordo che c'era una signora sulla scala che era vestita con una, però disegnavo tantissimo, però era vestita con una pelle d'asino fatta di tante stoffe differenti. Vedi, te lo ricordi? Mi ricordo perfettamente. Infatti era quello che credo di aver avuto ancora altri 2 libri, ma non moltissimi comunque. E comunque c'è da dire una cosa, che i bambini sono talmente intelligenti che di qualsiasi materiale, fosse anche l'oro da Peppa Pig, sanno trarre oro da qualsiasi cosa. Certo, quindi io lo dico, quando dico diamogli il meglio, sono però assolutamente convinta che i bambini possano veramente guardare tutto e sia giusto anche che abbiano le esperienze più diverse, anche appunto quelle più, come dire, che possono sembrare anche meno interessanti, insomma. Quindi io non ho... Cioè, è la responsabilità però che sento come editore è di diamo, cioè, visto che oltretutto hanno una quantità enorme di prodotti estremamente popolari, eccetera, cioè qualcuno si deve pur preoccupare. Io quando tu leggevi i libri o quando Pietro parlava del libro e mostrava il libro, faceva vedere le pagine, vorrei avere avuto qualcuno che mi raccontava queste cose qua, cioè perché forse sì, se è un mediatore. Ecco, io credo che il libro, rimango della mia opinione, credo che il libro sia anche un incontro come in solitudine, quasi è lui in qualche modo che ti desidera, no? Questa frase mi rimane sempre. Però avere qualcuno che ti racconta in questo modo scenico anche il libro è un'esperienza, devo dire, come è stata per noi oggi, e credo che sia stata un'esperienza molto bella. Apro le domande al pubblico questa volta. Vada? Buonasera, io sono un insegnante nella scuola dell'infanzia e quello che succede normalmente, visto che l'editoria per l'infanzia è vastissima, è la difficoltà nel scegliere un libro per i bambini. Ecco, io vorrei chiedere questo: nella scelta si dà dare priorità più al testo o all'illustrazione? Facciamo rispondere Pietro. Dipende cosa ci devi fare col libro, capito? Cioè, se devi... io non lo so, io vedo che... Cioè, io ho lavorato tanto con i miei genitori a fare libri per bambini, eccetera, eccetera. Poi dopo ho avuto 2 figlie che vanno all'asilo e utilizzano i libri. E io i libri li leggo in una certa maniera, no? Gioco con loro, quella piccola ancora no, si mangia i prelibri, ma gli altri ancora non li legge. L'altra ha un rapporto molto diretto e fisico con i libri, a scuola la chiamano la piccola libraia, perché lei oltre a leggerli li prende, li sposta, poi li riprende, li sposta. Cioè, avevi sempre visto quella cosa lì, allora. Quindi ho un'esperienza molto fisica. Però io glieli leggo, glieli racconto, e alcuni dei libri preferiti che ha a casa, se io li porto all'asilo non li guarda. Cioè non li guarda perché ha un altro mondo, ha altri modi, le maestre
che fanno da mediatori in quell'occasione lì mi dicono ma non è un libro per bambini, però va bene, cioè nel senso secondo me dovrebbe secondo me funzionare così. L'insegnante o chi gestisce, chi ha uno scopo didattico in quel momento lì deve avere una finalità e deve scegliere il libro che è più giusto per quella finalità lì. Però non è il libro che deve fare da guida, secondo me. I libri possono essere anche solo degli strumenti e il progetto dell'insegnante deve essere quello di dire gli devo parlare di questa cosa qui, gli devo far capire questa cosa qui e allora scelgo questo o quest'altro libro qui. Poi dopo se uno vuole scegliere un libro perché gli piace o perché no, se deve usarlo per raccontare una storia deve piacergli la storia, che sia raccontata per immagini o per testo non penso che ci sia nessuna differenza, anzi. Adesso ci sono anche i libri interattivi, che ci sono anche i video, la musica, insomma se la storia è buona, inutile che ci si giri intorno. E posso raccontare un episodio? Io vorrei collezionare libri per bambini. Ieri una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto ho trovato delle cose bellissime, vieni a vederle. Sono andato a trovarle e lei aveva 3 scatole in realtà libri per il bambino, non ce n'erano, però aveva delle cose bellissime ed lei aveva svuotato una soffitta di una maestra degli anni 50, 60 e c'erano delle cose veramente fantastiche, no? Cioè tipo le cose che abbiamo visto prima, anche i libri, le schede interattive, il piccolo tipografo con tutti gli strumenti a mettere al posto giusto, la maestra raccoglieva le cose, c'erano ancora le cose raccolte perché anche l'idea dell'archivio poi è un altro tema, e le tagliava e faceva lei i libri. E lei faceva proprio i libri con tutto, con l'abbecedario, con le storie, proprio fisicamente, manualmente. Ho comprato un piccolo tipografo veramente, però sì, c'era questa idea proprio del fare, no? Faceva i libri, no? Proprio addirittura lei raccoglieva le copertine dei quaderni e rifaceva i quaderni, questa maestra che poi, questa mia amica diceva che erano 2 generazioni di maestri, ed erano veramente molto belle, molto... Ed era una forte manualità, ecco. Forse devo dirti, a scuola i libri bisognerebbe veramente leggerli, parlarne, ma anche farli, no? Sì. Cioè, è quello che faremo domani a proposito. Altre domande? Allora, anche la mia, più che una domanda, è un'osservazione. Che volevo fare sul fatto che mi ritengo fortunata di aver quasi casualmente partecipato a questo incontro e fortunata proprio anche in risposta all'osservazione della maestra di prima, ovvero c'è tanta editoria per ragazzi, c'è tanta editoria in genere, ma c'è un'editoria che definirei commerciale e un'editoria di qualità. Allora, per quanto riguarda l'editoria di qualità, direi che quasi non c'è necessità di mediazione, ovvero il libro parla da solo, nel senso i libri che abbiamo visto prima, tutti quelli che abbiamo visto oggi, sono libri che hanno delle qualità intrinseche nella ricerca, nel disegno, nei testi, nell'impostazione, nella costruzione grafica, nella concezione proprio, libri di grandi maestri, e parlano da soli. La mediazione forse è necessaria quando c'è magari una storia che ha delle qualità, ma il libro in sé non ce l'ha. Allora la mediazione dell'adulto aggiunge magari dei contenuti che sono simili a quelli che descriveva prima qualcun altro, cioè il rapporto, quello che passa di personale, e quindi un po' ci sta. Certo è che è, secondo me, una carenza, una lacuna, la poca conoscenza che molti educatori hanno del mondo editoriale, diciamo per l'infanzia e per i ragazzi. E qui io trovo che iniziative come per esempio i Nati per leggere forse potrebbero andare proprio a lavorare su quel tessuto.
facendo conoscere le qualità, cioè facendo capire a chi propone i libri ai ragazzi, quindi educatori, da quelli dell'asilo nido a quelli delle scuole superiori, facendo capire che cos'è un libro, perché io mi sono trovata, e adesso qui c'è una domanda che faccio, ma non so se abbia una risposta, cioè dov'è che finisce il libro per l'infanzia e dove inizia quello per l'adulto? Cioè, mi vengono in mente alcune pubblicazioni, non mi ricordo gli editori, ma non lo so, c'è L'isola di Armin Greder, Velluto, sono libri illustrati, ma io sfido chiunque a rispondere, ma anche i libri di Munari stesso, cioè Sì. io li compro oggi perché mi fanno impazzire, perché cioè, la storia, la meta, no, il meta libro. Quindi direi che iniziative come questa andrebbero anche poi allargate, mi auguro Facciamolo che ancora. succeda. Ecco, no, Chiediamo alla Querini di farlo una volta al mese. Posso dire una cosa? Dunque, la necessità di formazione è un punto fondamentale. Infatti Ma noi... mica solo sull'editoria, però. Sì, certo. No, in particolare, infatti le due domande prima, la scelta di come facciamo a scegliere i libri e la sua, cioè ci vorrebbe qualcuno che facesse conoscere. Noi dopo poco tempo che abbiamo cominciato a fare i libri ci siamo resi conto che dovevamo cominciare a formare gli adulti, cioè dovevamo fare dei buoni libri per bambini, ma dovevamo formare gli adulti che capissero che cosa stavano facendo, perché altrimenti c'era qualcosa che non funzionava e effettivamente noi abbiamo creato degli strumenti, per esempio il catalogone che è uscito ogni anno dal 2006, Giulia, dal 2006 fino al 2014, è uno strumento che viene creato, adesso è stampato insieme a una serie di editori oltre a noi, ed è diffuso gratuitamente attraverso le biblioteche specializzate oppure attraverso richiesta diretta da parte di chi lo vuole agli editori che lo pubblicano. E questo è uno strumento che è stato pensato per i genitori, per i bibliotecari, per gli insegnanti, che propone delle analisi approfondite dei libri illustrati, cioè di quella famosa relazione tra testo e immagine tanto complicata, no? Per dire la domanda prima, è più importante il testo e l'immagine? La domanda è in realtà mal posta, perché il libro illustrato è una narrazione che si serve di due linguaggi per raccontare. Quindi non c'è una cosa più importante, è come dire costruisco una casa è più importante la struttura di ferro e il cemento, non sta su se non c'è l'uno o l'altro. Cioè, quando dicevo prima il libro è un sistema complesso, è un sistema complesso, quindi ogni parte fa parte è una parte dell'ingranaggio, del meccanismo. E se manca, come dire, si sente, c'è qualcosa che non funziona, c'è un intoppo. Ecco, quindi. E noi ci siamo posti il problema, e la ragione per cui abbiamo creato il catalogone è la ragione per cui dal 2010 abbiamo un blog che ci fa diventare pazzi, che abbiamo aggiornato fino al 2013 quotidianamente, 5 giorni alla settimana, ma non per promuovere i nostri libri, noi li promuoviamo anche i nostri libri, ma per parlare di tutto quello che riguarda la cultura rivolta ai ragazzi. Noi abbiamo 30.000 visite al mese. Cioè, questo è un modo per far conoscere i temi, perché oggi poi la pubblicità diretta non serve a niente, è cambiato tutto, sono cambiati i canali, i media, la gente non si aspetta più lo spot. A che cosa serve? Quello che è importante è diffondere le conoscenze, condividerle. Noi ci siamo resi conto che avevamo una serie di conoscenze che forse era il caso che gli acquirenti dei nostri libri o i potenziali acquirenti conoscessero, e abbiamo fatto questa cosa. Usiamo Facebook, diffondiamo un sacco di informazioni non solo relative a noi, ma a tutto quello che succede nell'ambito del libro illustrato e non solo. Posso dirlo, a questo proposito vi consiglio, se andate a vedere il sito di Troppi Pittori, leggete il testo che ha scritto Giovanna, che si chiama La vera storia di Troppi Pittori, una roba del genere, che è molto carino,
Molto, e si capisce anche che cosa vuol dire fare l'editore, come si diventa editore, la passione per l'editoria, anche il tempo necessario per maturare le idee. Molto bello. Grazie. Io l'ho letto con grandissimo piacere. Non mi ricordo più in che pagina si trovi. È Forse un la po' home difficile, page. però... Forse chi siamo. Però leggetelo. Vabbè, comunque. Leggetelo se perché... fate un'indagine lo trovate. Avete... ci sono domande? Posso Prego. solo dire un'ultima cosa, dato che io ho conosciuto Toppo i pittori tramite un laboratorio di lettura animata organizzato da un'associazione veneziana che si chiama Parole Animate, ovvero parole piene di anima. E un'ex maestra che ha deciso di lasciare il mestiere da educatrice in senso stretto aveva fatto un corso di teatro quadriennale, e quindi per dare anima alle parole ha deciso proprio di fare questi laboratori, tornando al tema del teatro, per dar voce al rapporto parola-immagine che si accennava prima. E lei per prima sosteneva, infatti, questo recuperando il libro degli errori di Rodari, che con Munari forse non l'abbiamo mai citato oggi, però sono andati in tandem per tanti anni, portava un po' le vostre esperienze con quelle di altri editori, come Valari che è stato accennato prima, tra le più eccellenti in Italia. Quindi questo solo per restituire che arriva il vostro lavoro anche a chi, insomma, intraprende un'attività associazionistica ma di grande impatto a livello locale. Ecco. Altre domande? Io volevo, mi è venuta in mente una cosa, dico velocemente, una cosa che mi sono dimenticato prima. Io l'anno scorso ho fatto con i miei studenti, alcuni sono qua, un piccolo corso, proprio piccolo, sul tema di fare un libro per l'infanzia, dove ho chiesto agli studenti di scrivere una storia, illustrarla, pensarla, progettare proprio il libro. Abbiamo avuto dei risultati veramente incredibili, perché poi lavorando su questi libri uno si impegna anche sulla storia, cerca di capire anche a chi, come dicevi tu prima, il libro è rivolto, e c'è tutto un coinvolgimento anche di testo, la qualità del testo, l'idea dello storytelling, l'idea dell'illustrazione è andato molto bene. Io sono felicissimo, mi spiace, potevamo pensare di portare i nostri lavori qua. Ogni tanto ho dei buchi, che mi dimentico qualcosa. Altre domande? Io, visto che siamo andati un po' più lunghi, quasi quasi chiudo. Sì. Scusate un secondo, voglio ringraziare la Querini che ci ha ospitato, in particolare Marigusta, la Dora, soprattutto la Dora, e poi che prima non ho ringraziato, vedo una giovane stagista che si chiama Anna, che ha collaborato con noi a questo lavoro, la ringrazio tantissimo, grazie anche del tuo aiuto. Grazie a tutti.